Ippi. Beh, meglio di Gippi. Comunque, buona domenica a tutti, buona domenica ai nostri ospiti. Buona domenica! Buona domenica Gippi. Buona domenica al Vise che vi saluta a tutti. Ah, Abbiamo... non sei tu quello con la sciarpa? Mi stavo confondendo, scusami. Ma è sempre quello. E lui è al Vise. Lo so che è Alvise, però... Il mitico personaggio del Pordenone Fan Club che stanno arrivando. Intanto abbiamo Silvia. Accomodati pure Silvia, tanto sai che siamo come nel salotto di casa. Allora, buon pomeriggio a tutti. Una domenica sicuramente piena di cose da dire, da raccontare. Tanti problemi di società friulane del Friuli Venezia Giulia. Abbiamo visto a Trieste durante la settimana quello che è successo. Non parliamo dell'Udinese di ieri pomeriggio perché poi ne parleremo. A Sacile c'è un guazzabuglio mai visto. Quindi in Friuli Venezia Giulia questa settimana è stata un po' problematica. E a questo proposito abbiamo uno dei più grossi esperti di calcio che è... signore, è lui. Mauro Lizzi, ecco. Allenatore di calcio, esperto di calcio dilettantistico. Bentornato Mauro, grazie di essere qui con noi. Tu non puoi mettermi Alvise vicino che mi emoziono, mi distraggo e poi non sono preparata. Ecco, Alvise qua con noi. Ecco, allora presentiamo subito gli ospiti perché poi Gemma ha dei problemi, anzi vediamo Gemma, ci sei Gemma? Buon pomeriggio. Ciao GP, buon pomeriggio. Che voce strana che ha Gemma. Gemma, quanti ormoni abbiamo preso questa settimana? Parecchi. Parecchi? Allora ovviamente non è Gemma, che salutiamo, che è a casa, che non sta bene questo pomeriggio, e ci darà la mano Enrico, che non farà solamente il regista quest'oggi ma farà anche lo speaker per lanciarci tutti i collegamenti. Grazie a Maurizio al controllo camere. Io chiedo a Lorenzo e a Moreno che si possono tranquillamente accomodare. Allora abbiamo al completo il Pordenone Fan Club, la rappresentanza di questo pomeriggio. Andiamo avanti con gli ospiti. Andiamo avanti con gli ospiti, Sì. Passiamo alle bellezze. Posso andare già, con le bellezze? Direi di sì, dai. Giada Maglioni, modella Buon pomeriggio. e vincitrice di un'importante fascia a livello nazionale, Esatto. come Miss, come ragazza simpatia, Sì. a una ragazza per il cinema. Ragazza simpatia, una ragazza per il cinema. Una cosa un po' più lunga non potevamo farla? Una ragazza simpatia per una ragazza per il cinema. Vabbè, comunque anche dal viso è molto simpatica. Poi abbiamo Elisa Sorina, modella. Buon pomeriggio Eli, grazie. Perché sul profilo hai Eli, non Elisa. Sì. Come mai è un abbreviativo? Perché l'abbreviativo di Elisa nessuno mi chiama Elisa. Ecco. E tu Solo sei Eli. di Trieste? Trieste, sì. Senti che bell'accento che hai fatto. Io adoro l'accento triestino. Poi, Marco Micconi, organizzatore di eventi. buon pomeriggio Marco, benvenuto. Buon pomeriggio. Parleremo di una bellissima manifestazione che si svolgerà a Tricesimo domenica prossima e che a che edizione Non solo, venerdì, sabato, domenica, scusami, sì è vero. E che edizione sei arrivato? La decima. Alla 10ª edizione, bellissimo, io ho visto grandi ospiti in una clip che mi avete mandato, soprattutto uno dei miei chitarristi preferiti che è Odo di Battaglia, di cui poi vedremo un pezzo di video. Poi, Miki Martina, musicista, cantante e compositore. buon pomeriggio Miki e benvenuto, grazie Ciao di essere a tutti. qui con noi. Sentiremo, possiamo denominarti il Bruce Springsteen friulano, come mi hanno detto? Mi hanno chiamato un po' di anni, mi hanno paragonato a Bruce Springsteen, Sì. perché è uno delle mie muse ispiratrici, però dopo mi sono un po' evoluto, diciamo. Certo, per ti cui- sei più personalizzato, cioè Sì. sei meno andato dietro appunto a un mito, no? Anche perché siamo un po' distanti per altre Sì. cose. Cambiate muso. Sì. Ecco, benissimo, bene, e poi Ovviamente eccoli il qua, Pordenone eccoli Fan qua, Club, Moreno, Silvia e Lorenzo e soprattutto Alvise, Alvise, che è seduta al posto dei ritardatari, dei ritardatari. che sveleremo dopo. Sì, che tanto già potete immaginare chi sono. Dunque, facciamo un passo indietro, andiamo a vedere, cominciamo a parlare di Serie D, Mauro, andiamo a vedere quello che è successo mercoledì, perché mercoledì ci sono stati dei risultati non tanto clamorosi a livello di chi ha vinto o chi ha perso, quanto clamorosi forse nei punteggi, no? Perché se vediamo, Enrico, la schermata di quello che è successo mercoledì sera, l'Abano Calcio che ne dà 5 schiaffoni al draw, che ci sta la vittoria, ma 5 pere, no? Beh, diciamo che il draw storicamente insomma, ha le sue difficoltà ecco, mi riferisco a quello che dicevi prima sulle difficoltà anche delle regionali. Sì. Non è bello da dire, ma il mal comune, mezzo gaudio, penso che anche in giro per l'Italia ci siano problemi, per Sì. cui il draw è una di quelle squadre che ha dei problemi, per cui l'ampiezza del risultato poi di questi tempi insomma, dipende da tante cose, dall'arbitraggio, dalla preparazione, perché poi insomma, siamo all'inizio, siamo sì, alla seconda, quarta, scusa, sì. Questa era la terza, diciamo, quella di mercoledì. Sì. la seconda domenica effettiva insomma, di calcio e la strada è lunga, per cui insomma ci sta tutto. Ecco, poi fa scalpore la sconfitta della Triestina in casa,
non tanto per quanto la sconfitta, quanto per il fatto che poi è successo un ribaltone, no? La sera stessa dalle dimissioni del tecnico, che l'altro ieri vengono respinte dalla società, nel frattempo la società, ma poi sentiremo Graziano D'Andrea, il capo ufficio stampa della Triestina, apre la porta a Petrelli alla vendita della società, cioè a Trieste non sono mai tranquilli, mai calmi. Storicamente sempre, ma è praticamente decenni che le vicissitudini societarie sono complicate, ecco. Sì. La piazza insomma, è importante, ci tiene al calcio, però insomma, un presidente, un gruppo dirigenziale insomma, solido e magari triestino non sa da fare, nel senso che non viene fuori. Questo Certo. è un peccato perché insomma, la città ha delle aspettative, è giusto che le abbia. Però insomma non se ne esce fuori. Ecco. E poi anche a Sacile, insomma, con il nuovo presidente Bau che è arrivato e ha squinternato un po' tutto, no? Compreso, dopo sentiremo Pier Antonio Stella, l'ex capo ufficio stampa della Sacilese. Se vuoi GP abbiamo già Pier Antonio in... Benissimo, guarda che grazie Enrico. Pier Antonio, ben trovato, bentornato in questo caso Pier Antonio Stella, giornalista del Messaggero Veneto. Buon pomeriggio Pier Antonio. Grazie Giovanni, grazie a te, ovviamente un saluto a tutti i tuoi ospiti di quest'oggi. Ecco, guarda, stavamo parlando proprio di quello che sta succedendo a Sacile, avendo fatto un attimo prima un giro più largo sui problemi societari e non solo, anche sportivi, a partire dall'Udinese, delle squadre del Friuli Venezia Giulia. Presidente Bauc è arrivato e invece di arrivare, noi di solito una volta si arrivava in punta di piedi, è arrivato come un elefante in mezzo a una cristalliera, mi sembra. Ma, oh mio Dio, aspettiamo, magari no. No, vista da fuori Pier Antonio, io ti dico quello che leggo sui giornali, anche dopo leggeremo le dichiarazioni che ha fatto l'altro ieri sul calcio viziato, no? Sì, so che ho fatto questo intervento, l'ho ricevuto anch'io, ma guarda, aspettiamo ovviamente a giudicare quello che saranno i responsi, insomma gli esiti di questa nuova gestione. Però per ora insomma è stato un impatto diciamo particolare che ha portato a degli scossoni, ha portato a degli avvii anche sofferti, basti pensare appunto all'ultimo, quello del capitano Giacomini, colui che aveva iniziato a fare il capitano quest'anno, insomma un nuovo acquisto, però insomma, ecco, posso interromperti, possiamo dire anche il momento storico in cui è stato lasciato andare via il capitano, un'ora prima della fine del calciomercato. Senza dubbio la tempistica insomma se ne può discutere, però ribadisco, io ho assunto questa posizione che intendo mantenerla, non intendo giudicare da esterno in questo caso, perché a malincuore, però insomma per motivi miei che non c'entrano nulla con il cambio di proprietà, sì, non posso più svolgere il ruolo di addetto stampa della Sacilese. Però mi rimane ovviamente un ricordo magnifico di questi quasi 8 anni passati assieme, e per cui rimango sempre legato a questa società, e per cui mi sono anche comunque imposto, ripeto, in questo caso da giornalista neutrale, di giudicare fra un po'. Insomma, adesso non voglio farmi prendere dalle emozioni né dall'impatto che appunto delle conseguenze di questo impatto, che posso capire, è comprensibile, magari per alcuni definire anche un attimo traumatico, però insomma adesso aspettiamo prima di trarre dei giudizi. Bene, dunque nella partita di oggi la Sacilese arriva dal pareggio in casalingo, no? Di mercoledì 2-2 con la Liventina, ed oggi affronta ad l'Abano che ha dato 4 schiaffoni, parlavamo prima che tutti collegassi con Mauro Lizzi, ha dato 5 schiaffioni al draw, quindi come tu mi dicevi prima al telefono quando ci siamo sentiti, una partita particolarmente difficile e impegnativa, anche perché manca un elemento fondamentale alla Sacilese. Sì, dici bene Giovanni, hai presentato già tu in maniera proprio puntuale e corretta la partita. Approfitto anche magari io per allargarmi anche alle altre, no, provinciali nostre. Diciamo sì, che sicuramente sulla Sacilese, ecco, hai detto bene, un impegno difficilissimo sulla carta, va a affrontare l'Abano, che in questo momento è secondo me la squadra più in forma insieme alle due di testa, Venezia e Virtus Vecchio, che oltretutto penso, come magari avrai anche ricordato, si incontrano proprio oggi, per cui il match di cartello è quello di Venezia, per cui insomma la Sacilese oltretutto, anche questo lo ricordavi tu, assente Gnago per squalifica, che è l'attaccante insomma più dotato tecnicamente, insomma il più pericoloso, è colui che anche ha segnato già 2 gol da inizio
della stagione è un'assenza molto pesante, più che altro perché alle sue spalle in questo momento ci sono dei giovani di buone prospettive, ma che non hanno ovviamente ancora probabilmente la caratura dell'attaccante ivoriano, per cui questo è sicuramente il compito più difficile della giornata, spetta alla Sacilese. Però ribadisco anche, allargandomi un attimo, sicuramente non sarà gara facile nemmeno per il Fontana Fredda che ospita il Mestre, per quanto il Mestre venga da 2 sconfitte consecutive, è formazione costruita per centrare i playoff, è inutile che appunto nasconderlo, e il Fontana Fredda adesso si è rinfrancato con il pareggio di Belluno, però sappiamo insomma ha avuto un inizio di campionato un po' problematico, per cui insomma, mi auguro ovviamente per la squadra di De Pieri che questa partita confermi che i problemi sono alle spalle. Perfetto. Concludo infine con il Tamai, per Bonami, insomma Tamai cui ovviamente che aveva fatto benissimo nelle prime 2, poi incappato in questa sconfitta inaspettata con l'Union Ripa, per cui oggi ci aspettiamo da Tamai contro l'Este, squadra che per ora è l'unica squadra che ha sempre pareggiato dall'inizio del campionato, ci aspettiamo insomma un ritorno alla vittoria che confermerebbe che in questo momento il Tamai è probabilmente la squadra più ambiziosa delle 3 provinciali pordenonesi. Benissimo, Pier Antonio, intanto ti ringrazio, io e te abbiamo preso l'accordo che quando la Sacilese gioca in casa comunque tu sarai il nostro inviato. E quindi quando gioca in trasferta sono ben lieto insomma, se ti posso parlare insomma, di Serie D, che è la categoria di cui mi occupo del Messaggero. Certo, allora l'appuntamento con te è per domenica prossima dal 25 aprile di Sacile. Grazie infinite. Grazie Pier Antonio, grazie a Pier Antonio Stella, un grande amico. A me dispiace molto appunto che sia andato via dalla Sacilese, perché con lui lavorare adesso stiamo aspettando, perché non è che noi non abbiamo il nuovo addetto stampa della Sacilese, non c'è proprio il nuovo addetto stampa della Sacilese, dovrebbero chiudere un accordo con una persona mercoledì o giovedì e vedremo appunto di avere ancora con noi gli amici della Sacilese. Va bene, torniamo. Enrico, ci sono dei collegamenti? Un attimino, perché Graziano D'Andrea per Triestina Campodarsego è febbricitante anche lui, non riesce a... Ah, benissimo. Un attimino, adesso sto cercando di contattare Maurizio Mazzon, tra poco. Perfetto, allora torniamo, vediamo se riesci a darci la giornata odierna di Serie D, Enrico. Grazie. Enrico oggi fa veramente gli straordinari. Enrico oggi fa la deca lì praticamente. Tu secondo me dopo dovresti... durante la pausa pubblicitaria andare a tirare un po' su di morale, insomma. Naso rosso e 3 arance in mano, abbiamo arance in ufficio? Cosa stai dicendo? Il pagliaccio. Il pagliaccio. Allora, abbiamo Miss Simpatia che può andare a tirare Simpatia. Eccola qui, la quarta giornata del campionato di Serie D. Queste sono le partite, appunto parlavamo di Abano Calcio Sacilese, la Triestina va a Campodarsego come vedete, parliamo delle nostre ovviamente, il Fontana Fredda incontra il Mestre in casa, il Monfalcone va a giocare a Montebelluna con questa nuova edizione del Montebelluna senza più il grande Mister Paz, il Tamai gioca in casa con l'Este, partita di cartello Mauro, Venezia Virtus Vecom che si gioca a San Donà di Piave, non so perché non giocano a Sant'Elena, forse perché sarà venuto giù tutto. Perché voi che siete andati l'anno scorso a Venezia è uno stadio splendido. È irraggiungibile. È impossibile arrivare. È un'impresa. Penso che da Venezia si convenga arrivare a Sant'Anna di Piave più veloce. Ecco, infatti oggi giocano a Sant'Anna di Piave. Dunque, GP Mauro. Se vuoi o Maurizio Mazzon. Allora, andiamo subito a Fontana Fredda, Mauro, perdonami, andiamo a Fontana Fredda che mercoledì, buon pomeriggio caro Maurizio. Mercoledì avete fatto una bella impresa. Maurizio? Yuhu! Non c'è Maurizio. Maurizio è caduto, forse non ha sentito Gemma? Niente, è caduta la linea. Ha sentito Enrico e ha detto butto giù il telefono. Ci stai spaventando gli inviati, Enrico, renditi conto della cosa. È così carino, anzi. No, allora, mentre aspettiamo... Che sia carino, gentile e disponibile, ok, ma loro si aspettano Gemma, dallo stesso numero di Gemma sentono pronto, è normale, pensano magari un compagno di Gemma ingelosito. Perché Gemma dice pronto quando chiama? Gemma non dice pronto. Ah, non lo so, perché... non mi ha mai chiamato Gemma. No, a loro sì, ecco. Allora dicevamo, no? Se sentono pronto allora si prendono male. Probabilmente dicono chi è. No. Vedi che l'andazzo sta cominciando a uscire, no? Che non si fa. No. Facciamo un punto su questa giornata di Serie D, Mauro. Sì, peccato che all'inizio praticamente scontro diretto tra due candidate, non sarà, chiaramente non sarà decisivo, se non più avanti magari quando ci si gioca, se andrà a finire che ci si gioca sul punto, si parlerà dello scontro diretto, ma avessimo vinto, avessimo perso. Secondo me più che altro il risultato di oggi potrà portare sicurezze, convinzioni, entusiasmi a chi magari porterà a casa, e quindi può avere la sua importanza in questo senso. Per il resto è chiaro che
la storia è lunga ancora, quindi sì. Allora GP, abbiamo in linea l'avvocato Maurizio Mazzarella. Allora anticipiamo l'angolo dell'avvocato. Buon pomeriggio avvocato. Ciao Giovanni. Intanto Tutto come bene? stai? Tutto bene? Sei pronto a vederti Sì, la sì, Juve, sì. immagino? Esatto, la mia Juve che però Vecchio cuore oggi bianco-nero. Scusa un è attimo, una partita difficile. devi sintonizzare tu Sky Moreno perché non sono capace, non so qual è il canale dove si mette la Juve io. Ecco, vedete, facciamo tutto in diretta, ecco Moreno si alza Sì. e lì il telecomando. Ecco, allora Maurizio, partiamo da ieri sera, no? Gran Pordenone, peccato perché forse si è persa un'occasione di vincere Sì, si sono col persi Mantova. 2 punti a Piacenza e 2 punti ieri. Comunque è importante che Tedino abbia, come si dice, trovato la quadra. Io penso che giocando con le 2 punte davanti, come avevo ancora detto all'inizio del campionato, cioè con Decenco e con un'altra punta che nella fattispecie Strizzolo ha giocato molto bene, quindi le 2 punte da giocare davanti te le ha già. Poi se gioca contro una squadra come poteva essere ieri il Mantova competitiva, il 5-3-2 va benissimo. E se invece gioca con una squadra che magari è un po' più abbordabile, può giocare con 4, i 3 di centrocampo, Cattaneo che fa la mezza punta come ha fatto ieri dietro le 2 punte, e quindi diventa una squadra importante, diventa una squadra che con un'altra punta a disposizione, in sostanza se Tedino comincia a giocare con 2 punte sempre in campo, ce ne vorrebbe un'altra almeno dello stesso livello di quelle che ci sono adesso, perché se uno si fa male c'è pronto l'altro, ed è più coperto sia in difesa che a centrocampo e diventa una squadra difficile da incontrare. Quindi già nella bassa classifica abbiamo 4-5 squadre che ritengo al momento, perché poi bisogna vedere, il campionato di Serie C presenta sempre delle sorprese, sono più scarse del Pordenone. Quindi io dico sempre, l'anno scorso il girone d'andata si è giocato 8 contro 11, quest'anno si gioca 11 contro 11 e i risultati si vedono. Ecco Maurizio, allora se Enrico cortesemente in regia ci fa vedere i risultati appunto della Lega Pro di ieri e consecutivamente la classifica che ne esce appunto, e vediamo il Pordenone, penso che sia la prima volta in 2 anni che il Pordenone è nella parte sinistra della classifica finalmente, ed è già... Ma, ti ripeto, almeno non dico, anche ieri poteva chiudere la partita nel primo tempo, però col Piacenza ad esempio i 2 punti erano sacrosanti, quindi poteva essere ancora più in alto. Io avevo preventivato 7-8 punti nelle prime 5 partite e già a 5 punti se pareggia le 2 partite in casa o ne vince una, il risultato è già ottenuto, degli 8 punti in 10 partite, e sono una buona classifica. Ecco, allora chiudiamo la parentesi del Pordenone, ne parleremo poi in studio, facciamo adesso un salto invece qualche ora prima, no? Al bellissimo nuovo Stadio Friuli, terza sconfitta consecutiva, ma soprattutto contestazione di tutto lo stadio nei confronti della famiglia Pozzo. Ma io penso che l'hai orchestrata tu, perché è una settimana che mi parli di Pinzi, e allora quando poi ho visto che gli Ultras avevano le magliette di Pinzi, ho detto è stato Giovanni a organizzarlo. No, assolutamente. Perché è 15 giorni che mi parli di Pinzi. Ma sì, ma perché? E io ti ho sempre detto, vabbè, Pinzi non è proprio Rivera, però tu giustamente mi dicevi, per il pubblico friulano è importante, per la squadra era importante, era un riferimento, e allora ho pensato solo questo: Giovanni ha izzato gli Ultras e è venuta fuori la Io non so. Giovanni era fuori dallo stadio che distribuiva le magliette, esatto. No, io non so se tu l'hai vista, Maurizio, la royalty. Non so se tu l'hai vista la partita, io penso che al posto di Turra potevi giocare anche tu, con le gambe mal ridotte che hai dopo la tua carriera calcistica, meglio di Turra poteva giocare anche Alvise, che è qua seduto con noi. Credimi, una cosa... Sì, perché portavi via gli avversari, facevi come quei centravanti che portano via... Alvise gioca benissimo, fa l'ala, esatto, lui fa l'ala. No, ma quello che ha fatto specie, no, Maurizio, è che io non mi ricordo che tutto lo stadio si inalbera contro la famiglia Pozzo. Sì, è 15 giorni che bombardi. Ma no, ma cosa c'entro io? Magari fossi così forte, Maurizio, dai. Ti ho detto, le magliette le davi fuori tu allo stadio. No, ecco, a parte scherzi, questo vuol dire che non solo te ne intendi di calcio, ma che segui veramente da vicino la realtà dell'Udinese, perché in tempi non sospetti, non è 15 giorni fa, ancora un mese fa mi dicevi di Pinzi che è stato
un delitto mandarlo via. Io ti ho detto, ma guarda che non è proprio un regista di quello coi piedi buoni, ma ricordo che tu mi dicevi era importante per la squadra. Sì. E se tutto lo stadio ha fatto quello che ha fatto ieri, ci sarà un motivo. Sì. Quindi quest'anno ti ricordi quando io e te parlavamo, no? In tempi sempre non sospetti, che tu mi dicevi vai tranquillo Giovanni, quest'anno l'Udinese non ha problemi. Io invece ti ho sempre detto... No, io ti ho detto non ho problemi per salvarsi. Io invece ti dicevo esattamente il contrario. Non dimentichiamo che martedì sera può arrivare la quarta sconfitta consecutiva, perché col Milan visto ieri sera, l'Udinese vista ieri pomeriggio... È vero che non si possono mai fare queste paragoni e proporzioni, però voglio dire, se tanto mi dà tanto. Ogni partita poi adesso, specie in questo periodo, fa storia a sé, però ti voglio dire, io dicevo quello che ancora sostenevo un mese fa, non tanto perché l'Udinese sia così forte ma perché in Serie A oggi c'è Frosinone e Carpi, che se rimangono così come sono, non penso che l'Udinese sia inferiore. Infine, non capisco perché Terò non abbia giocato ieri nell'ultima parte almeno della partita. Cioè io allenatore tiravo fuori di Natale e mettevo dentro Terò. Vabbè, Scusa. è andata così. Senti, volevo leggerti due cosette e poi la chiudiamo. Del nuovo presidente Baù, dichiarazioni fatte giovedì mi sembra. Allora, lui parla di un calcio viziato, queste sono parole scritte a tuttopordenone.com, scusate. Il simbolo dell'ipocrisia? I calciatori non giocano per denaro, dicono, mi interessa il progetto. La contesa è su un ipotetico contratto collettivo che non esiste nei dilettanti. Eppure non c'è atleta che non abbia un procuratore, un ufficio legale e un contratto preciso in ogni dettaglio, stipendio, premi, bonus per lo sfruttamento delle immagini, diritti. Tutto è precisato e pagato, ben pagato, come non dar ragione al presidente Beretta quando diceva degli scioperanti in mutande, hanno retribuzione da amministratore delegato e vorrebbero diritti superiori a quelli degli operai della catena di montaggio. Beretta comunque era presidente della Serie A e non della Lega di Serie D. E poi dice, sempre dei calciatori, per il sindacato calciatori non si può isolare una persona dai compagni e farlo allenare separatamente, ma quanto sono sensibili questi signorini, sempre parole di Baù, si fanno fare dei contratti, se poi non rendono per quello che sono pagati non fanno sconti, i soldi li vogliono tutti anche se la domenica vanno allo stadio ma in tribuna, e se invece rendono di più, ecco arrivare i procuratori per reclamare una revisione del contratto e spesso le società devono cedere. Non hanno difese le società ovviamente, nemmeno quello di mettere fuori rosa, diritti a senso unico solo per loro. Queste sono le parole del presidente Baù. Sentiamo le parole dell'avvocato Mazzarella. Ma scopre l'acqua calda, sono discorsi antichi che le lasciano il tempo che trovano. I professionisti sono una cosa, il mondo ormai del calcio è questo e quindi non è che il signor Baù può pensare di cambiare un sistema che ormai è cristallizzato da almeno 20 anni. Sono soliti discorsi populisti, lo sanno tutti, i giocatori forse prendono troppo, eccetera, ma è un business, è un affare, in Serie A, in Serie B sono delle aziende. È chiaro che nei dilettanti, come può essere la Sentilese, ci sono quelle 8-9 squadre che puntano ad andare su a fare un gran campionato e hanno realtà diverse un po' da quelle dei dilettanti, ma ha scoperto l'acqua calda, sì, sono tutti discorsi triti e ritriti che non hanno senso. Vai da un'altra parte, vai a fare calcio a Santo Domingo e così ti diverti con i dilettanti del Santo Domingo. Perfetto. Maurizio, io ti ringrazio, ti auguro... Poi, piccola parentesi, stiamo parlando di Giacomini, cioè un giocatore che è serio, che vive del rimborso spese che gli viene dato, quindi non stiamo parlando di Ibrahimovic. È un'uscita fuori luogo a porta vuota, cioè, questo praticamente fa capire che questo signor Baù proprio può andare a fare il calcio forse al bar, neanche. Perché al bar c'è tanta gente che è più esperta sicuramente di lui. Ecco, vedremo il tempo se sarà signore o meno con il nuovo presidente della Saccese, appunto il signor Baù. Maurizio, ti ringrazio, l'appuntamento con te ovviamente è domenica prossima, sempre per l'angolo dell'avvocato. Grazie Maurizio. Ciao, buona domenica a tutti. Buona domenica. Alvisa, visto che è arrivato Silvia, siccome lui è un uccello dal gusto fino, ha visto la Silvia che prego di accomodarsi. Prego Silvia, accomodati. Ma perché il resto del fan club dice ma l'avete già fatto bere? Torna con noi
Vicino a lui. Assolutamente. Assolutamente. È un bellissimo uccello, una bellissima donna sta benissimo vicino a un bellissimo uccello, no? Assolutamente. Poi non è neanche Silvia molesto. Buzzetto, neoscrittrice. La nostra neoscrittrice. Continuiamo la saga del libro. No, anche perché ho trovato diverse parti del tuo libro che stai producendo che poi faremo leggere agli amici a casa. Va bene. Lui è Molto Alvise interessante. comunque. Alvise e Silvia, poi può portarla a cena o deve tornare a casa con voi? No, lui è libero. Lui è libero, dopo beh, la sì. trasmissione, sì. Fa una volata e via. Assolutamente sì. Ha passato la maggiore età. Allora, parliamo anche di Serie A Allora, che sta GP cominciando. Mauro, GP vediamo abbiamo se- anche Eddo di Bruniera. E allora no, parliamo invece di Tamai, perché il Tamai gioca in casa con l'Este. Abbiamo Edo da Bruniera per quanto riguarda Tamai Este. Prego Edo, buon pomeriggio intanto. Buon pomeriggio calcistico e non a tutti voi. Vi comunico le formazioni che si entreranno in campo agli ordini del signor Esposito Pietro di Aprilia, coadiuvato da Della Croce Marco di Rimini e Carloni Simone di Ravenna. Per il Tamai, Peresson, Bozzetto, Vignuccolo, Brustolon, Furlan, Faloppa, Criesiu, Concas, Sellan, De Poli, Dial. Per l'Este, Lorello, Chiozzo, Montin, Guagnetti, Scotton, Marcolini, Maldonado, Arvia, Mastroianni, Ferrara, Marcandella. Edo, niente. insomma, bisogna ribaltare la sconfitta subita mercoledì con la Fenadora, no? Dove appunto il Tamai ha perso 1-0 in trasferta con l'Unione Ripa alla Fenadora. Certo, questo ce lo auguriamo tutti. Volevo solo farvi pervenire questa notizia che oggi stanno facendo in pre-partita un ricordo a Riccardo, il ragazzo scomparso l'anno scorso. Esatto, la grande promessa tra parentesi del Tamai che è scomparso appunto l'anno scorso. Allora, per qualsiasi gol, qualsiasi cosa, subito ci chiami e ci aggiorni in tempo reale, va bene Edo? Va bene Giovanni. Grazie a più tardi, grazie. Dunque, stanno cominciando le partite di Serie A, nel lunch time, cosa è successo? Nel lunch time l'Inter ha battuto il Chievo a Verona, quindi Chievo 0, Inter 1, allora, gol di Icardi, so gol di Icardi, pure ecco. che ha segnato. Vediamo se riusciamo, perché so che Enrico è impegnatissimo, la schermata appunto delle partite di questo pomeriggio e la successiva classifica appunto della Serie A. Ecco qua, giocate ieri Udinese Empoli 1-2, Milan Palermo 3-2, non è stato aggiornato perché è appena finita Chievo Inter 0-1. Questo pomeriggio alle 15 Atalanta Verona, Bologna Frosinone, Genoa Juventus, Roma Sassuolo e Torino Sampdoria. Alle 18 giocheranno Carpi Fiorentina, mentre alle 20:45 concluderà la giornata Napoli-Lazio. Bene, quest'oggi torniamo a fare il nostro gioco. Il nostro gioco, che il famoso 1x2, finalmente c'è un per due, che per me è stato per un anno intero 2x1. Esatto, non so perché la Silvia si è messa subito vicino alle bottiglie di Prosecco, forse questo ha un senso, che lei si è posizionata vicino alle bottiglie di Prosecco. Io avevo detto altro, ma non importa. Tu hai detto che si è messa tra l'uccello e il Prosecco, va bene, allora l'uccello, lui cos'è, scusa? Ma no, mica di te parliamo, è l'umano, ha un nome. È volatile, si chiama Alvise. Alvise, è Alvise. Ed è un avvoltoio. Ed è il capo del Pordenone Fan Club, infatti vedi che ha no, io già vedo che mi punta, c'ha anche c'ha lo sguardo un po', hai l'uccello un po' basso, che ti punta, non è basso, male a quest'ora del pomeriggio. Allora, il gioco per due, ovviamente le due partite principali di questo pomeriggio che sono Genoa Juventus e Roma Sassuolo. Esatto. Bisogna indovinare il 1x o 2 per tutte e due le partite, tempo fino alle ore 16. Fino alle ore 16, sì, facciamo anche 16 e 15 all'inizio secondo i tempi. Poi io me ne andrò a Casarsa, vi daremo le quote, però adesso facciamo come al solito, aspettando gli altri collegamenti. I nostri esperti di calcio. Adesso abbiamo anche Adesso abbiamo Roberto Visentini in linea. Roberto Visentini, allora andiamo a Monfalcone. Va salvato a tutti la campanella. Esatto, buon pomeriggio. Ciao Giovanni, intanto volevo prima di tutto fare gli auguri di pronta guarigione a Gemma. Sì. Dopodiché ricordare che anche oggi c'è stato il rinnovo del gemellaggio tra i tifosi dell'UFM del Montebelluna. Che l'anno scorso ho partecipato infatti io a quella bella cosa da voi. Che l'anno scorso ero venuto al gemellaggio, mi ricordo, che abbiamo fatto anche il servizio. Sì. Esatto, e anche oggi sono venuti i nostri tifosi prima, hanno pranzato assieme i tifosi del Montebelluna e quindi prosegue questo rapporto di amicizia tra le due
società e anche con i relativi tifosi. Niente, che ti dico, bella giornata, la partita appena iniziata, non c'è stata ancora nessuna azione pericolosa, se un minimo di tentativo da parte del Montebelluna, un'azione di rimessa, e basta. Senti, sì, per il momento. Bene. Niente, sono d'accordo che appena dovesse cambiare qualcosa ci chiami tu appunto perché Gemma non c'è purtroppo questo pomeriggio. Sì, povera. Va bene, grazie. Presto, Grazie mille Roberto, in bocca al lupo per l'UFM Falcone appunto a Montebelluna, una partita abbastanza difficile. Allora, attendendo appunto i collegamenti, io direi dai, facciamo allora, io so che aspetta che mi armo cosa di penna, sì, che bisogna adesso segnare i perché poi se risultati. vincono si portano effettivamente a casa le le bottiglie, bocce. no? Allora Ok. Giada, intanto tu Le bocce, 3 di bianco e 3 di nero rosso, chiamalo come vuoi, insomma, sempre naturalmente ottimo vino ad etichetta Pascià, prodotte ovviamente da un'azienda vitivinicola delle migliori del Friuli Venezia Giulia. Dunque tu sei tifosa di? Lazio. Ci vediamo alla prossima puntata. Ok, chiudiamo. Ma adesso tu mi devi... No, perché Mauro, tu sei friulana? No? Sì. Sei nata in Friuli? Sì. Da genitori Papà romano e mamma friulana. e mamma friulana, quindi papà ha avuto su di te l'imprimatur, cioè ha detto tu sei laziale, o non dirmi che tuo papà è romanista che ride. No, tutti è laziale. laziali in famiglia. Anche tua madre? Mia mamma non se ne intende molto di calcio, però se dovete fare qualcosa ti fa Lazio. È la prima volta che io conosco dopo 3 anni una ragazza che ti fa Lazio, complimenti. Grazie. Allora, Vedi, è come il Molise, esiste. quanti schiaffoni ci ha dato la Lazio esiste. all'Udinese? 2? Beh sì, tanto ormai l'Udinese è un pungible. No, dicevamo, allora, vediamo le partite, vediamo il tuo Genoa Juventus pronostico. 1x2. 2. 2, vince la Juve. E poi? E Roma Sassuolo. Roma Sassuolo, beh lì ti tocca mettere un numero, se sei laziale ti tocca dire Sassuolo. Però. Sassuolo, è ovvio perché se no arriva a casa papà e papà dice oh. Mi butta fuori di casa. Ti butta fuori di casa. Allora invece Eli, anche tu sei tifosa della Triestina o no ad esempio? Ma come si fa a non essere... Non tipo calcio. Ma vabbè, ma la Triestina è un simbolo, è il cuore della città, un bellissimo Chiamala col stadio. suo nome. Unione Triestina 2012 ASD, bisogna dire quest'anno, sai Mauro, non si può dire Triestina, perché la Triestina è dei tifosi. Dei tifosi, il marchio del logo è dei tifosi. Esatto. Bisogna stare attenti. È tutta una buffonata. Allora, tu calcio niente, calciatori come siamo? Frequento un calciatore, però. Frequenti un calciatore, sapevo che c'entrava col calcio. Allora, mi piacciono le donne che non si interessano con calcio, No, però sono tutti ma sono calciatori. interessate dei calciatori. Sono tutti calciatori, purtroppo. Il tuo fidanzato in che squadra gioca? Non è fidanzato. Vabbè, il tuo amico del cuore con che squadra gioca? Lisonzo, se non sbaglio. Lisonzo. Ma non sono sicuro. Lisonzo che in che categoria gioca? Promozione? O prima o promozione? Suggerisci. Dopo dice. No, fatti suggerire da lui, perché lui è bravissimo. Tu devi dire Mauro per sotto, poi quando io faccio le domande, Mauro dimmi. Dopo la teniamo aggiornata. Dopo la teniamo aggiornata. E quindi, insomma, va bene, no? Perché hai la domenica libera. Quindi Sì, fai sì, quel quello vedi perché c'è con i calciatori. La domenica intanto è libera, no? E io faccio quello che mi pare. Quanti Prima allenamenti? categoria C. Quanti allenamenti fa a settimana? Benissimo. È morto Che è morto un faro? È morto un faro Enrico! Allora, fanno 3 allenamenti in settimana di solito, quindi tu 3 volte alla settimana sei libera di andare dove cavolo ti pare. 4, contando la domenica. 4, anche la domenica, esatto, no, ma anche durante la settimana, va bene. Allora, anche per te il pronostico? Di Genoa Juventus. Juventus, quindi 2. E di Roma Sassuolo. Ispira Sassuolo. Ispira Sassuolo perché sono emiliani, allora ci fermiamo per un attimo, quando rientriamo io me ne vado a casa Arsa, lei la fa dopo perché lei è un intellettuale, deve pensare, deve mettere in moto il suo intelletto e cercare di capire che cosa sono Genoa, Juventus, Sassuolo e Roma, intanto no, perché è già lì è un grosso passo avanti, Parliamo di rugby, no? Dei mondiali di Infatti rugby. c'è anche una tua maglia, c'è una tua foto con la maglia del rugby. Beh, se facciamo le figure di ieri sera anche è meglio non andare a giocare ai mondiali di rugby per quanto riguarda l'Italia. Ci fermiamo per un attimo, dovrebbe arrivare ancora un personaggio che non c'è,
c'è la pubblicità. Cercheremo se lo rintracciamo. E se no facciamo con Alvise che tanto è uguale, anzi forse sa più lui. Beh, il colore è medesimo. Il colore è medesimo, quindi... esatto. Ci vediamo tra pochissimo, grazie. Tra poco. Un'altra grande occasione in outlet. Forno microonde AEG Micromat Duo. I vantaggi della cottura a microonde e del grill, anche combinando i due sistemi tra di loro. Programmi automatici. Offerta shock, 120 euro. Prima passa da in outlet. Pordenone Interporto, Pradamano, Pordenone Viale Grigoletti, Vigonovo di Fontana Fredda. C'è un mondo che gira intorno a te, il mondo Pascià. Pascià, il mondo fatto di divertimento, tornei, tutti i servizi, la squisita pizza a Pordenone, ottimi snack e di giochi più moderni. Pascià, tutte le partite in diretta su mega schermi, perché dovunque tu sia, un Pascià c'è. Paolo Miotto, l'uomo, Miotto, donna, una fusione perfetta in un nuovo store. Un nuovo showroom dove potrete trovare tutta la moda, l'abbigliamento e gli accessori con quel tocco in più. Miotto Abbigliamento, sempre in centro ad Azzano X. Al Buon Gustaio, sempre più buono, sempre più numeroso. Al Buon Gustaio, le squisite specialità di cucina, la pizza, gli snacks, il servizio catering, i banchetti. Al Buon Gustaio, più buono di così. Comodo, veloce, con tutti i servizi per la pulizia della tua auto. Wash is now. I tunnel di lavaggio con nuovissime spazzole antigraffio e il lavaggio esterno a partire da 6 euro. Con ampia area self-service sempre aperta. Wash is now, anche approfondita pulizia degli interni con i migliori prodotti e un servizio veloce e accurato. Wash is now. Fai un salto da noi. Serramenti ad alto risparmio energetico. Prisco Maurizio, costruzioni edili residenziali, preventivi gratuiti per tutti i tipi di serramenti ad alto risparmio energetico ed anche pratiche edili, edilizia residenziale, impianti termoidraulici. Prisco Maurizio, costruzioni edili residenziali, a Iplis di Premariacco. I fratelli Bozzetto da oltre 20 anni offrono i più ampi servizi legati al settore tecno-immobiliare. Un'attività completa nel campo dell'edilizia, dalla progettazione architettonica alla costruzione e vendita diretta di mobili civili e industriali. Bozzetto, in via Tomate 2 a Pescincanna di Fiume Veneto. E rientro, ma non c'era l'immagine e quindi adesso l'immagine. siamo arrivati con la calma anche l'immagine è arrivata col suo tempo. Abbiamo i nostri tempi oggi pomeriggio perché c'è Enrico che veramente è mandracchera dietro, perché da solo salutiamo ancora la Gemma che è a casa, che non credo che ci stia guardando proprio perché lei per non venire vuol dire che sta veramente male. Enrico però sta facendo la Deaca lì, anche quattro bocche per sì, torniamo sul gioco perché dobbiamo fare giocare i nostri amici l'1x2. Quest'oggi si gioca l'1x2 non è l'aperitivo? No, è il nostro gioco. Vediamo, ci sono già un sacco di amici che stanno giocando.
Giova, guarda che non si può mettere un pupazzo in mezzo a due sgnacchiere da spavento come quelle. Lui non è un pupazzo, lui è Alvise. Adesso non so chi me l'ha scritto questo messaggio. Un invidioso. È un invidioso. Intanto Alvise è lì. Perché Alvise è in mezzo alla bellissima Giada e Silvia. Che poi, parentesi, Silvia, oltre ad essere una bellissima donna, è anche intellettuale, ragazzi. Qua non si scherza tanto. Dopo le chiederemo con chi esce, no? Perché se uno è intellettuale... Cioè, ad esempio, io credo di essere un uomo medio, io non posso uscire con lei, no? Perché cosa le parlo? Di calcio, lei invece parla dei sistemi filosofici del mondo. Beh, scusa, Cosa? è amica mia, cioè fatte non Beh, ma sai che, voglio dire, nella vita sia sempre l'amico scemo, no? Sì, Vero, Non so chi intendeva delle due, secondo me. ma comunque sia la persona che deve abbandonare la casa è Gipi. È stato bello, ti aspettiamo in studio, saluta i tuoi compagni. Allora, il gioco, dicevamo 1x2, le partite sono Genoa-Juventus e Roma-Sassuolo, e allora il pronostico della nostra Silvia. Prego Silvia. Vabbè, io direi X Genoa-Juventus X e 1. Roma-Sassuolo 1, la prima persona, la prima ragazza che mette 1 per quanto riguarda la nostra... Mauro, tocca a tutti, quindi tocca anche a te. Io vado sul 2 e sull'1. 2-1, quindi che tu dai... È il weekend dove le grandi vincono, si riposizionano, si riprendono le loro posizioni. Ricordiamo che l'Inter ha L'Inter ha quindi vinto è a su 12 Chievo, punti. Sì. il Milan ha vinto. Ecco, Marco. 2 e X. 2 e X. Quindi continua la favola del Sassuolo, questa squadra provinciale. Poi ricordiamo chi c'ha alle spalle del Sassuolo, perché se si dice la squadra provinciale, sì, quando c'hai Squinzi presidente con la Mapei, se volesse io ritengo che potrebbe tranquillamente fare una squadra da scudetto con le sue finanze, no? Miki Martina, tu segui il calcio? Un po'. Un po', sì. Sei tifoso di qualche squadra in particolare? No, tifoso no. Diciamo che domando che cosa ha fatto l'Udinese. Quando... Guarda, in questo periodo è meglio non domandare, credimi, perché... Comunque. Ma Sì. il tono con cui l'ha detto. Sa già anche cosa gli risponde. Va così. Allora, È anche una partita così bene con la Juventus, allora... No, se andiamo a vedere la partita, non è, cioè, diciamo è stato un grandissimo colpo di fortuna, perché a quest'ora non si può dire altro, no? Andiamo di coda, colpo di fortuna è stato, dai. Allora, anche il tuo pronostico, allora, Genoa-Juventus. 1 metto io. 1, tu sei controcorrente. Sì. Benissimo, e invece per quanto riguarda... X, Roma-Sassuolo. Roma-Sassuolo X, benissimo. Silvia! Vince la Juve, vince Silvia, la anche Roma. lei, siete due Silvie siete. Silvia. Vince la Juve e vince la Roma. Vince quindi 2 e 1. No. Sì, scusa, aiuto. E Moreno? Beh, dalla Juve ovviamente Metto per questioni di cuore 2, anche se comunque pareggio per la Roma e vittoria per la Juventus. Lorenzo? 2-2. 2-2. Quindi vince Sassuolo. Juventus e Sassuolo. Va bene, allora per dare la possibilità ai nostri amici a casa di sapere quali sono anche le quote, io me ne vado a Casarsa dalla mia fatina bionda Chiara, che pensa che tu hai rischiato grosso, perché anche lei era quest'anno in procinto di sostituirti, oltre a tante altre. Oltre a tante altre. Solamente che poi... Nessuna è venuta a cena con te. No, io e te non siamo andati mai a cena insieme, io, quindi cioè, non è un problema. ma per scansare me, non ti trovi bene con me? No, assolutamente. Allora io me ne vado a Casarsa, vado a darvi le quote insieme a Chiara, così ci racconta anche un po' delle sue ferie, perché è andato un sacco di tempo in ferie in bellissimi posti, ha preso un sacco di sole, al contrario tuo, ed è molto bella. Me ne vado a Casarsa, un non per hai due. detto al contrario tu, per fortuna. Sì, esatto. Bentornata, bentornata. Non si dicono queste cose. Ciao Massimo, buon pomeriggio. Allora, io devo capire perché tu fai un sacco di ferie. Sì, adesso. No, intanto, Guarda, ho tutti primo. i testimoni. Secondo, prendi in giro il tuo amico Fede che è sempre qua, dille qualcosa per cortesia. Ecco, forse avete capito che siamo al Pascià con la fatina a Casarsa, con la fatina bionda che è Lucia.
Allora, Valentina. Che tu hai fatto troppe ferie. No, io proprio niente. Valentina, buon pomeriggio Valentina. Buongiorno. Allora, no, siamo ovviamente con la fattina bionda Chiaretta. Buon pomeriggio Chiara. Buon pomeriggo. Ecco, vedo che hai preso un sacco di sole, le tue vacanze sono state ovviamente al mare. Sì. Ovviamente, ho preso tanto sole, sono andata ai Caraibi. Tempo bellissimo. Devi aver beccato il periodo dei monsoni, delle piogge, quando proprio non è. Io faccio ferie culturali. Sei più bianca del solito? No. Poi con la maglia bianca addirittura? Risplendo, siccome il sole di oggi risplendo. No, meno male che siamo sotto questo bellissimo ombrellone qui al Pascià di Casarsa. Sponsorizzato dai. No. Sì, da Heineken, diciamolo pure, ecco. No, meno male che siamo qua sotto, perché sennò dovrei mettere dei filtri perché abbaglieresti le telecamere. Perché, no, è che domani mi scotterei, sarei viola. Ecco. Allora, come al solito il gioco 1x2 torna con gli amici del Pascià. Sì. Le partite di questo pomeriggio che noi seguiremo in diretta con voi e con le quali vi invitiamo a giocare sono 2 punti. Genoa Juventus. Sì. Ah, Porto avevo letto. E Roma Sassuolo. Sassuolo. E Roma Sassuolo. Allora, secondo te perché abbiamo scelto queste due? Allora, la Juventus, parliamone. Sì. Apriamo un velo, stendiamo un velo pietoso sull'inizio della Juventus. Però martedì. Vabbè, ma troppo comodo. Insomma, hanno vinto col Manchester, non hanno vinto con gli ultimi della terra, voglio dire. No. Se sei veramente bravo, dimostra a casa di che pasta sei fatto. Hanno cambiato un sacco di giocatori, un sacco di campioni sono andati via, insomma, bisogna anche capire, no? Comunque sono abbastanza clamorose queste quote, perché? Allora, il Genoa a 4,85 e lì. Però diciamo con la Juve il Genoa a 4,85 non è altissima. No, appunto, già lì dovrebbe va bene. Pareggio 3,40. La Juventus stranamente è data 1,80. 1,80 che di solito è 0, di solito la Juve, no? Per quello dico. E quindi è una, per chi vuole giocare anche con noi, ovviamente data favorita il 2 in questo caso, cioè la Juventus. Però io metterei X. Io metterei 1 perché io gioco responsabilmente 10 euro. Se vince il Genoa, che non è impossibile, no, anzi, porta a casa 48,50 euro. Riesci a portarmi a mangiare il pesce? Sì. Da sola, solo me. Neanche l'antipasto credo. No, dai. Vabbè. Al mare. Andiamo al mare, va bene. Paghiamo il gasolio all'autostrada. Bene. Passiamo. Cazzo, dov'è che vai al mare? Beh, minimo in Croazia. Noi che andiamo qua, scusa. No. Ti devo portare al mare una fattina, non ti porto su belli scogli. A Lignano. Parlavo di un bel litorale. Passiamo a Roma Sassuolo. Allora, Roma. Attenzione, qua c'è una quota veramente clamorosa che non capisco perché. Perché il Sassuolo è a pari punti al terzo posto, al secondo, se mi ricordo, a 7 punti, insieme alla Roma. Quindi diciamo che in classifica sono pari adesso. Ma il prestigio, c'è poco da fare. Dici che le quote le fanno sul prestigio. Cioè, la Juve, se l'Udinese avesse perso le prime 2 partite, gli avrebbero dato la vittoria al 5. E invece. Però la Juve, prima o dopo, dicono dovrà vincere sta benedetta Juve. Vabbè, passiamo dunque da questa partita Roma-Sassuolo. 1,42 l'1, quindi la Roma vincente. Diciamo che la Roma vince facile secondo gli amici della SNAI. Poi pareggio 4,70. E attenzione, vittoria del Sassuolo per 7,25. 7,25, cioè voi giocate, anzi quasi quasi giochiamo, dai, 5 euro a testa. Beh, no. Sul Sassuolo 7 con 35 euro. No, sì, a testa, però nella totale di 10 euro con 72,50 euro, allora forse con te una pizza riusciamo a pagarla. Ma forse la pizza senza il dolce, visto le pizze che mangi tu, sì. Che tu non mangi margherite, io lo so che tu non mangi margherite. No. La tua pizza preferita? Non lo diciamo. Dai, dilla. Allora, sicuro patatine fritte. E la salsiccia. Signori, la Chiaretta è una buon gustaia. Patate, ma soprattutto salsiccia. Esatto. Di quella nostrana friulana, Ovviamente è prima domenica che facciamo il gioco, gli amici a casa e anche quelli in studio si chiederanno che cosa vinciamo quest'anno. Che cosa vinciamo quest'anno? Quest'anno? Sì. Penso vino. Esatto. Ma quest'anno è a scelta.
Ah sì? Sì, 3 di bianco, 3 di rosso, però chi vincerà sceglierà, ovviamente a seconda dei tipi di vino che sono di bianco e di rosso o nero, sceglierà cosa vince, recandosi in uno dei vari 13 punti Pascià. Pensate quanto siamo avanti. No, quest'anno non serve neanche che mi imparo i nomi dei vini, No, neanche la no. cantina. Però tu hai visto che, attenzione, perché c'è una buonissima nuovo tipo di vino, tipologia di vino, a marchio Pascià, che è il, vediamo se hai studiato, bianco, che è il... Che c'è un po' di polemica in questi giorni perché qualcuno pensa... Brava, esatto, c'è anche il... Vabbè, c'è anche il Sauvignon. Magari in studio vi facciamo vedere la bottiglia di Sauvignon. Grazie. Bene, da Casarsa è tutto. Allora, io vi raccomando, la Lucia... no, la Lucia c'è adesso perché non l'ho vista ancora in giro. No, oggi a casa, ma comunque domenica sì. Allora, siccome oggi è domenica, quindi Lucia c'è oggi. Sì, oggi sì, io no. Tu non ci sei? Io sono già stata. Ieri? No, io ho fatto la domenica, cioè faccio la mattina. Ah, quindi sei già stata stamattina? Sono tu. già stata. Non Quindi mi questo trovate. pomeriggio trovate la Lucia, lei è venuta qua solo a fare il servizio, ovviamente trovate la Lucia, eh? La Lucina Cristina. La Cristina, ecco. Quindi Venite a vedere le nostre i nostri nuovi acquisti. perché anche il Pascià hanno fatto il calciomercato. Esatto. In questo caso. Quest'anno Cristina abbiamo. Sì. Cristina, se venite qua sapete già chi è perché è già un bel po'. Già un po' che c'è. E poi c'è la Giorgia. E c'è la Giorgia. Giorgia. È molto nobile Giorgia. Ah sì? Giorgia. Ricordi Giorgio Mildred? No, perché sei troppo piccolina. Bene, dal Pascià di Casarsa è tutto. Noi siamo qua verso le 6, se volete passare alle 18 e se no, naturalmente tutta la settimana 24 su 24 e trovate anche la Fattina Bio. Io 24. Tu e lei oramai è là imbalsamata. Ciao a tutti, ciao. Sei là imbalsamata. Manca solo quello. Beh, il colore ce l'hai un po'. Tu vedi tutti i palli di Gigi. Ciao Chiaretta. Tu vedi tutti i palli. Allora, in Serie D già 2 variazioni, Campodarsego Triestina 1-0, va sotto la Triestina, ma soprattutto Fontana-Fredda e Mestre 1-1. Vediamo se abbiamo Maurizio Mazzone al telefono. Maurizio, ci sei? Sono qui, seduto e abbandonato da voi quest'oggi. Non c'è la Gemma, abbiamo avuto qualche problema, c'è Enrico che sta facendo i salti d'equilibrio, no? I salti come si chiamano? Vabbè, quelle robe lì. Salti mortali. Allora Maurizio, pronti via, bam bam, subito, al secondo e al terzo. Bam bam, prima azione del Mestre, una discesa sulla destra da parte, adesso non mi ricordo, da parte di Gherardi. Palla in mezzo sul primo palo, è intervenuto Casalotto di testa che l'ha messa in diagonale sul secondo palo, molto bello. E anche il tempo di ripartire, la prima palla che ha giocato il Fontana Fredda, ha giocato palla in area, la difesa ha respinto, è arrivato dal limite dell'area 3-4 metri fuori in diagonale Morasca, al volo bellissimo, l'ha messo sotto la traversa, un gol bellissimo. E da lì in poi la partita è abbastanza equilibrata. Ha avuto un'altra palla gol il Fontana Fredda, clamorosa, però diciamo che bene o male regna l'equilibrio sostanziale a centrocampo. Ho capito. Bene, allora se ci fai la cortesia di chiamarci tu, visto che non c'è la Gemma, se dovesse succedere qualcosa, d'accordo? Va benissimo, Grazie. benissimo. Okay, ciao. salve. Altro risultato che cambia, sì, in Serie A? Due risultati in Serie A. Quagliarella porta in vantaggio il Torino. Vai, per il Quaglia. Torino 1, Sampdoria 0 e nella partita che interessa il nostro gioco Roma-Sassuolo, il Sassuolo si porta in vantaggio. Incredibile, quindi Sassuolo in Con De vantaggio Frel. con la Roma, con Quindi. De Frel, gran giocatore Mauro. Roma 0, Sassuolo 1. Che si vociferava, se ti ricordi, che potesse venire a Udine. Giustamente, come è successo anche per Belotti, non sono venuti nessuno dei due. E adesso sta facendo le fortune di Sassuolo e di Torino. L'UFM Falcone va sotto. Abbiamo Roberto Visentini, infatti. Roberto Visentini, purtroppo stavamo dando questo risultato. Prego Roberto. Sì, niente, devo darti questa comunicazione, triste comunicazione, siamo passati in svantaggio, segnato Zecchinato al 20° del primo tempo. Devo dire la verità, è un risultato un po' bugiardo perché abbiamo avuto 3 occasioni abbastanza nitide solo davanti al portiere, 2 con Rodic, una con il nostro numero 8 Lo Perfido, e un calcio di rigore che era parso abbastanza netto ai più su un fallo di difensore locale su Betto.
si è sentita anche la botta fino in tribuna, però l'arbitro non l'ha segnato. Niente, partiamo da questo 1-0 sperando di continuare a giocare così, che stiamo facendo abbastanza bene. Bene, grazie Roberto, ci sentiamo più tardi per ulteriori aggiornamenti. Allora vediamo anche la schermata con la giornata di eccellenza, si gioca la seconda giornata, ieri pomeriggio si è giocato Tor Viscosa, Charlis Muzzane finita in parità 1-1, nel pomeriggio sono già cambiati due risultati, il Flaibano è in vantaggio a Tolmezzo, correggetemi se sbaglio, Mauro, quindi Tolmezzo 0, Flaibano 1, e Lumignacco è in vantaggio a Corno di Rosazzo con la Virtus Corno 0, Lumignacco 1. Lumignacco quest'anno sembra partito alla grande. Beh, diciamo che continua la falsariga della seconda parte del campionato dell'anno scorso, e tra l'altro ci ha messo vicino anche altri 2 o 3 rinforzi importanti, per cui direi che si candida anche a fare un campionato. Allora, la dirigenza parla di arrivare tra i primi 5 posti, ma io penso che sia molto a rischio che se la giochi davanti, anche perché la superiorità di Chiarlins, di quelle che devono essere le favorite, Chiarlins, parlo di appunto sia Chiarlins che Cordenons, insomma ancora non si è dimostrata. Ecco. Per cui chi è partito col piglio giusto è proprio Lumignacco, e ma evidentemente poi non arriverà a quei livelli lì. Col piglio giusto è partito anche il Flaibano, anche oggi in vantaggio, neopromossa, prima volta nella sua storia che fa l'eccellenza, in questo momento a 6 punti, e sì. bene così. Ecco, si parlava anche, almeno ambienti che io frequento, che anche il Tor Viscosa ha fatto una bella squadra per l'eccellenza. Sì, ha fatto una bella squadra, bene, è promosso anche loro, ma ha fatto una bella squadra, e difatti l'ho testimoniato anche dalla partita di ieri, dove se l'è giocata. Alla fine il gol dell'ex ha fatto sì che ha portato via un punto al Chiarlins, e penso che sia candidata a fare una medio-alta classifica anche il Tor Viscosa. Bene, Enrico, c'è qualcosa in onda? Sì, abbiamo Antonio Libri. Allora Antonio Libri, andiamo a Virtus Corno Lumignacco. Antonio, cos'è successo? Niente, una bella azione sul fondo del Lumignacco, palla al centro per Derriccio, gol un po' fortunoso, ha preso il palo e gli ha battuto sulla schiena al portiere e si è insaccato. Una partita regolare, niente di particolare. Ma in questa prima mezz'oretta sono 28 minuti più o meno, minuto più, minuto meno, com'è la partita? È in vantaggio? Piacevole, loro giocano più sui lanci lunghi, noi cerchiamo di giocare più la palla, comunque una bella partita. Benissimo, ti ringrazio Antonio e ci sentiamo più tardi. Va bene, grazie. Grazie, sì prego. Interrompo perché Quagliarella è andato di nuovo in rete, quindi Torino 2, Sampdoria 0. Perché, caro Mauro, come ha detto Pozzo, noi non possiamo tornare a portare Udine Quagliarella perché è vecchio, hai capito? È così. In realtà, insomma, al di là delle contestazioni, dobbiamo dare atto alla società di quello che ha fatto in questi anni. Per cui io aspetterei prima di dire che Pozzo non ha speso, eccetera. Io non parlo di spendere, io parlo che se tu hai un Belotti che ha fatto un campionato europeo della Madonna e si è dimostrato un grandissimo ragazzo, che l'Atalanta dice te lo prendi solo con Zappacosta, perché Zappacosta è uno scarso rispetto a quelli che giocano a Udine, raccontami Mauro. Ma lì Zappacosta è scarso? No. Perché la vinci, no? Lì, sì, ripeto, c'è una pianificazione, una filosofia di un certo tipo che ovviamente sa solo la società che relazioni, che rapporti, definiamoli commerciali, con certe società, certi paesi, in particolare appunto all'estero, e poi sappiamo che l'Udinese è solita scommettere su sconosciuti. Questi qua si erano già messi in evidenza, già lievitato quel filin di prezzo che magari non rientra nelle... Sì, però dopo sono andati a prendere il Turra, che insomma già era scarso in Spagna, figurati in Italia, no? Perché l'hanno preso se lo sono girati, insomma, era loro. Sì. GP, ti interrompo un attimo, abbiamo Franco Toliak in linea. E allora andiamo a Vesna, vediamo con il nostro amico. Buon pomeriggio, bentornato Franco. Non siamo a Vesna, no, lo so. Siamo ad Aquilinea, dove lo Zaulera Pugliese, retrocesso dall'eccellenza dell'anno scorso, del campionato scorso, si presenta per la prima volta per questo campionato sul campo del proprio pubblico, e a sorpresa siamo in vantaggio per 1-0. Quindi... dopo 1 minuto e 25 secondi è stato bravo il nostro numero 4 di sotto
a calciare un esterno destro che ha sorpreso il portiere avversario. Adesso siamo al 31esimo e qualche secondo, siamo in vantaggio di 1-0, il tempo è bellissimo, soffre una leggera brezza di Bora, comunque speriamo finisca bene. Poi la linea vi chiamerò se c'è qualche aggiornamento. Grazie. Buon pomeriggio a tutti gli sportivi friulani, carnici e triestini soprattutto. Assolutamente, grazie Franco, a più tardi. Abbiamo sbagliato la partita, sì. Sbagliato la partita. Vabbè. Altro risultato variato in Serie A, Sì. aiuto, il Bologna va in vantaggio sul Frosinone, quindi Bologna 1, Frosinone 0. Nel frattempo la Triestina mi sembra che ha pareggiato, Triestina no? ha pareggiato. Triestina ha pareggiato. E un po' sorpresa, al 13esimo è andato in vantaggio a Chionsi in eccellenza. Questo sì. Contro un'altra delle favorite, segnato Nardi. Allora ricapitoliamo quando siamo a più o meno alla mezz'ora, minuto più, minuto meno, i risultati. Abbiamo Calcio Sacilese 0-0, Campo d'Arsego Triestina 1-1, Calvinoale e la Fenadora 0-0, Fontana Fredda Mestre 1-1 e poi Levico Terme Belluno, Liventina Giorgione, Luparense Dro 0-0, Montebelluna Monfalcone 1-0, Tamaieste 0-0, Venezia Virtus Vecom comincia adesso ore 15:30. Per quanto riguarda invece l'eccellenza, Chios Tricesimo 0-1, ISM Gradisca Gemonese, Krasnelpen Ordenons e Rivignano San Vitese 0-0, correggimi se sbaglio, Mauro, Tolmezzo Falebbano 0-1, Vesna Manzanese 0-0 e Virtus Corno Lumignacco 0-1. Allora, io direi di sentire Miki Martina in uno dei suoi pezzi, quello che scegli tu, no? Se vuoi prepararti intanto. E Marco, raccontaci allora, come ti è venuta in testa da 10 anni a sta parte di organizzare a Tricesimo questa manifestazione di chitarra acustica, ricordiamolo? Intanto in regione non c'era un festival di chitarra acustica, se non quella classica, ma l'altra, diciamo, tenendo l'altra, cioè quella dei cantautori, del blues, del jazz, insomma, del folk. E poi c'era stata una richiesta così del comune per inventare una manifestazione popolare, ma non una sagra, insomma, qualcosa di una via di mezzo. E poi siccome i chitarristi sono tanti, io avevo un sacco di richieste, come con la mia associazione, il Folk Club Butrio, di musicisti che volevano venire a suonare, per cui quella era l'occasione, diciamo così, per fare una bella infornata. Certo. E così è partita, andando a chiedere degli aiuti a musicisti che conoscevo. La prima edizione è stata abbastanza semplice, con non tanti musicisti, e l'anno dopo si è fatto qualcosa di più, abbiamo visto che la musica piaceva e il fatto di suonare di giorno in piazza e la sera a teatro faceva piacere questa cosa non solo a quelli che si intendono, insomma, della chitarra, no? Gli appassionati, e invece anche la gente comune, appunto, si incuriosiva, si soffermava in piazza, per cui quando poi c'è stato anche il bel tempo, perché quello è stato fondamentale per far capire quanto si poteva fare, e insomma le cose sono andate crescendo, i nomi sono sempre più grandi e quindi siamo arrivati alla 10ª edizione. Ed è già per metà pronta la 11ª, ecco, perché ormai si va da un anno all'altro. Ne continuiamo a parlare dopo perché Miki è pronto. Cosa ci canti, cosa ci esegui? Una mia canzone dedicata alle montagne del Friuli, si chiama Re delle Montagne. Perfetto, Miki Martina, grazie. Passato molto tempo, mi ricordo quando ero un bambino, giocavo spesso con il re delle montagne e mi insegnava a cambiare il tempo, e scendevamo insieme tra le valli, volando da parte a parte, e mi insegnava a non guardare mai verso gli altri, ed io guardavo solo, sempre solo verso i sogni. E allora, re delle montagne, avrai cura di questi sogni, avrai cura di questi amori,
e mostrami il perché, poi il re delle montagne. Avrai tutte le mie passioni, anche tutti i miei dolori, e mostrami il perché. Bellissimo, grande Nicky. Pensa che mentre tu cantavi è successo di tutto, quindi ogni volta ti facciamo cantare tutta la puntata così segnano tutti. Allora, subito collegamento con Tamai, con Edo. Pronto Edo? Ciao Giovanni, qui il risultato il 40° è cambiato su un madornale errore di Peresson, l'Est è passato in vantaggio. Penso che sia il primo errore di Peresson da qualche anno, credo, perché Peresson è difficile che sbagli. Sai com'è, fare il portiere non è un ruolo facile, questa volta ha bucato una specie di uscita e il pallone gli è passato sotto e diciamo il giocatore dell'Est ha solo spinto il pallone verso la porta. Vabbè, fino adesso la partita era piattissima, proprio poche occasioni da una parte e dall'altra. Nota di servizio: c'è la presenza per la seconda domenica consecutiva dell'ex direttore sportivo Renzo Nardini. Attenzione, quindi cosa significa? Qui diciamo che qui in tribuna, se riuscirò a capire qualcosa, ce lo dirai. Perfetto, grazie Edo. Grazie mille. Ci sentiamo. Nel frattempo lo stellone della Juve aiuta Pogba, un gol incredibile, una carambola pazzesca, ma l'ha buttata dentro il portiere alla fine. Sì. Una parte del portiere un po' intima. Veramente un gol da quelli che il calcio, da mai dire gol, no? È un Mauro. golasso. Non si può dire in TV, quindi. Non si può dire? Colpo di culo. No, della parte contraria. È un gol così. Allora, GP, tu vedi già ad Elisa che festeggiano perché dicono vince la Juve, vince il Sassuolo, e loro invece no, perché Totti l'ha messa dentro. Totti ha segnato, Totti la caccia e quindi Roma 1, Sassuolo 1. Totti è ancora vivo. Totti è ancora vivo. Marcio e Moreno come indizza per le bottiglie. Allora, ricordiamo il gioco, l'1x2, 6 bottiglie di vino, 3 di bianco e 3 di rosso, mandate sms o WhatsApp al numero che Nuovo vedete. Edo da Bruniera. Ancora Edo da Bruniera, vediamo cosa succede. Da Tamai, pronto Edo? Niente Giovanni, immediato pareggio del Tamai con Diao su un tiro da fuori area, ha beccato il giusto 7 e il Tamai si è riportato in parità. Benissimo, quindi Tamai 1, Est 1. Esattamente. Grazie Edo, ciao, a dopo, grazie, ciao, perché dobbiamo aggiornare tutto quello che è successo in Serie D. La Triestina che va in vantaggio dopo essere andata sotto sul Campo d'Arsego, e quindi Campo d'Arsego 1, Triestina 2, il Dro che va in vantaggio a Padova con la Luparense San Paolo, quindi questo è clamoroso, Luparense San Paolo 0, Dro 1, abbiamo sentito appunto Tamai Este 1-1, ecco, e la Sacilese tra parentesi va in vantaggio con l'Abano, quindi Abano 0, Sacilese 1, questo è un altro grande risultato. Il risultato, e poi c'è anche Venezia in vantaggio adesso. Venezia già in vantaggio, appena cominciata, ricordiamo che a San Donà dove gioca il Venezia si è cominciato alle 15:30, quindi Venezia già in vantaggio con la Virtus Vecom, questo scontro al vertice alla quarta giornata della Serie D. Noi ci fermiamo perché siamo tardissimo, c'è la pausa pubblicitaria. No. Boh. Hai qualcosa da dire? No, non hai niente da dire, ci vediamo tra poco. Un'altra grande occasione in outlet. Forno microonde AEG Micromat Duo. I vantaggi della cottura a microonde e del grill, anche combinando i due sistemi tra di loro. Programmi automatici. Offerta shock, 120 euro. Prima passa da in outlet. Pordenone Interporto, Pradamano, Pordenone Viale Grigoletti, Vigonovo di Fontana Fredda. C'è un mondo che gira intorno a te, il mondo Pascià. Pascià, il mondo fatto di divertimento, tornei, tutti i servizi, la squisita pizza a Pordenone, ottimi snack e di giochi più moderni. Pascià, tutte le partite in diretta su mega schermi, perché dovunque tu sia,
un pascià c'è. Paolo Miotto, l'uomo, Miotto, donna, una fusione perfetta in un nuovo store, un nuovo showroom dove potrete trovare tutta la moda, l'abbigliamento e gli accessori con quel tocco in più. Miotto Abbigliamento, sempre in centro ad Azzano Decimo. Al Buon Gustaio, sempre più buono, sempre più numeroso. Al Buon Gustaio, le squisite specialità di cucina, la pizza, gli snacks, il servizio catering, i banchetti. Al Buon Gustaio, più buono di così. Comodo, veloce, con tutti i servizi per la pulizia della tua auto. Wash is now. I tunnel di lavaggio con nuovissime spazzole antigraffio e il lavaggio esterno a partire da 6 euro. Con ampia area self-service sempre aperta. Wash is now, anche approfondita pulizia degli interni con i migliori prodotti e un servizio veloce e accurato. Wash is now. Fai un salto da noi. Serramenti ad alto risparmio energetico. Prisco Maurizio, costruzioni edili residenziali, preventivi gratuiti per tutti i tipi di serramenti ad alto risparmio energetico ed anche pratiche edili, edilizia residenziale, impianti termoidraulici. Prisco Maurizio, costruzioni edili residenziali a Iplis di Premariacco. I fratelli Bozzetto da oltre 20 anni offrono i più ampi servizi legati al settore tecno-immobiliare. Un'attività completa nel campo dell'edilizia, dalla progettazione architettonica alla costruzione e vendita diretta di mobili civili e industriali. Bozzetto, in via Tomate 2 a Pescincanna di Fiume Veneto. Con ancora metà studio in giro per il mondo. Guarda che fisico, guarda che Guarda chi atletico. arriva di corsa. Giada, tu puoi passare, sei Vai, bellissima, tu le- passa davanti alle telecamere che sei uno splendore. E Moreno si è un attimo allontanato perché Alvise ha perso il piercing. Però Silvia è piena di piercing, quindi questa cosa. Ne può sempre stare uno se vuoi. Secondo me Alvise ha fatto un po'. Siccome vedo che sta puntando, No, si stanno puntando. Silvia diceva che si sono scambiati un po' di piercing. Io ne ho uno in più. Tu ne hai un piercing Ma in non più. dirò Dov'è? dov'è. No, non si può dire a quest'ora perché ci sono anche bambini che ci guardano. Allora, vediamo se è successo qualcosa a Mauro nel frattempo. Sì, è successo che la Gemonese 1-2 bello rapidissimo, Monels e Kubla è passato sul 2-0 a Gradisca. E poi c'è al di là, avevamo già detto della Triestina. Sì, che in vantaggio, ripetiamolo, con Campodarsego per tutti gli amici di Trieste che non credono in questa squadra. E il gol del Cordenons con Zusso fuori casa, in casa del Crash. Quindi anche questo è una partita importante questa, Sì. due squadre che ambiscono insomma a fare alta classifica. Sì, perché Giada, tu sai dove gioca il Cras Repeng, una località famosissima. Si mangia bene. E si mangia bene. Quando sono stato a giocare là dicevo, se tirate fuori la palla dovete tirare fuori il passaporto per andare a prenderla. Conosci Monrupino? Monrupino.
sul Carso Triestino fa che rima. Vedi lei che sa tutto e c'è lo sa tutto di calcio. Le squadre del Trieste, alla faccia che non sai niente, no? Ma io con il Kras, Vesna, tutte quelle squadre le conosco. Anche lo Zau lo conosci? Allora sentiamo, c'è Franco? Genoa in 10, Non c'è? Non ancora, perché è successo qualcosa appunto con lo Zaulo e Ma io le Raboiese. squadre conosco, sono le altre. Ecco. No. E qual è la particolarità, Giada, visto che tu sai tutto di Morrupino? Fatti suggerire da Da Elisa. Mauro, o da Elisa o da Mauro, che sanno tutto loro due. Non stavo seguendo. Che la particolarità di Morrupino, che lo stadio tiene Sì. più persone degli abitanti di Morrupino. Sì, praticamente. Lo stadio ha capienza più dei residenti di Morrupino, che è incredibile. Si sono portati avanti. Si sono portati avanti perché poi, parentesi, Mauro adesso, a parte gli scherzi, è una società molto solida, no? Mamma mia, un sì, presidente ha fatto con la due Serie D, due riprese, ha fatto la Serie D, Sì. alta eccellenza, presidente insomma. Ha suonato a Sassuolo? Yes. E tu cosa stai aspettando? Boh, Silvia la prossima domenica, Silvia presenta e tu fai l'ospite, ma non fa neanche l'ospite, stai direttamente a casa. Cioè tu non ci informi che il Sassuolo torna in vantaggio. Facciamo così, rimaniamo io e lei, tu stai a casa. Ecco, non sarebbe una cattiva. Io, Alvise e Moreno Guarda, abbiamo un altro programma. Abbiamo un altro programma. Ancora neanche il marcatore, un secondo. Quando arriverò con un telefono decente, non so, se vuoi regalarmi un telefono. Vabbè. se qualche Intanto al papà telefono vuole abbiamo regalarmi un telefono. Tulliac per Sistiana. Franco Tulliac. In linea, buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori, telespettatori. Sì. In questo momento doppio fischio della fine del primo tempo. Lo Zaula è in vantaggio per 2-0. Bene. Al primo minuto e 23 secondi rete di Sotto e al 28esimo bellissima azione corale dello Zaule. Calem che riceve al centro area dalla fascia sinistra, era il nostro ciliegino naturalizzato triestino Sandro Chen, mette al centro, Calem con una finta elude il suo marcatore, porge di fino la palla a Mormile che a volta sicura raddoppia. 2-0 alla fine del primo tempo, non c'è stata storia e dopo i primi 10 minuti di reazione della Sistiana Duino praticamente la squadra di casa, i viola dello Zaule hanno dominato, hanno pressato, sono andati a raddoppio e chiudiamo il primo tempo con vantaggio di 2-0. A voi la linea, a risentirci. Grazie mille Franco Tulliac. Allora, in eccellenza il Tolmezzo ha pareggiato col Fraibano in questo momento, proprio appeso a fine del primo tempo, no? Allora, vediamo i finali dei primi tempi, ci scusiamo se magari qualche partita della Serie D non sono precise perché ci aggiorniamo tramite un sito che non è proprio aggiornato, cioè aggiornano un po' così ogni tanto. Guarda. Allora, Albano Calcio Sacilese 0-1, Campodarsego Triestina 1-2, Calvino Ale La Fenadora 0-0, Fontanafreddo e Mestre 1-1, Ledico Terme Belluno, Liventina Giorgione 0-0, Luparense Dro 0-1, Montebelluna Monfalcone 1-0, Tamaieste 1-1, Venezia Virtus Vecom, si sta giocando il 20° perché la partita è cominciata alle 15:30, 1-0. Per quanto riguarda invece l'eccellenza, giocata ieri Torviscosa Charlis Muzzane 1-1, questo pomeriggio Chion Stricesimo 0-1, ISM Gradisca Gemonese 0-2, Crassere Penco Ordenos 0-1, Rivignano San Vitese 0-0, Tolmezzo Fraibano 1-1, Vesna Manzanese 0-0 e Virtus Corno Lumignaco 0-1. Questi sono i primi tempi, prego. Intanto abbiamo Eddo. Allora, andiamo subito a Tamai, vediamo cosa succede, prego. Giovanni, scusami l'invadenza, qui è finito il primo tempo sul risultato di 1-1, da notare un'occasione per l'Este a 2 minuti dalla fine con un palo colpito su uno svarione della difesa locale, nient'altro. Beh, quindi è andata di lusso, diciamo, no? Sì. Diciamo più Este che Tamai oggi. Più Este che Tamai in questo momento. Vabbè, ma c'è tutto un secondo tempo per cercare di rimettere in carreggiata il Tamai del grandissimo Stefano De Agostini. Grazie Edo, ci sentiamo per i secondi tempi. Va bene, ciao Giovanni. Grazie mille. Dunque, allora, I primi tempi anche in Serie A. vediamo i primi tempi della Serie A. Atalanta Verona 0-0, Bologna Frosinone 1-0, Genoa Juventus 0-1, Roma Sassuolo 1-2, Torino Sampdoria 2-0. Se vi può interessare una notizia di calcio giovanile così, qualche soddisfazione bianconero ogni tanto, i giovanissimi nazionali dell'Udinese hanno battuto il Vicenza. Vabbè. Giusto?
Bene, una bella notizia, almeno da qualche 2 parte. a 3 per l'Udinese. Esatto, almeno da qualche parte un udinese si fa ancora valere. Allora, visto che parliamo di Udinese, io ieri pomeriggio sono andato a fare un servizio all'Udinese Club Folpi. Oddio! In piazza Cordenons, dove c'è Mirko, ha preso la birreria a Monaco. Allora, vediamo i commenti non eccezionali. Ve lo dico già di questa Udinese Empoli 1-2. Prego il servizio. Sì, malissimo. Male. Da me, io non ho visto l'espulsione, però mi hanno detto che l'espulsione non c'era, però comunque non abbiamo giocato bene, abbiamo giocato sino a un tempo, sembrava che si potesse fare qualcosa, Zapata ci aveva un po' illuso, anche di Natale, 2-0. E dopo purtroppo io non ho visto bene il secondo tempo, però male, commenti negativi purtroppo, speriamo che ci riprendiamo al più presto, insomma, dai, no? Attento, 3 sconfitte consecutive. 3 consecutive, brutta, 3 partiti bene con la Juve, ai. Allora, siamo all'Udinese Club Folpi Cordenons, birreria Monaco, c'è Mirko che sta facendo le birre, nuovi servizi da qua ogni domenica quando ci sarà l'Udinese in anticipo e poi in diretta quando l'Udinese. Allora, nel frattempo... Nel frattempo gli amici che vengono a trovare Mirko, che è il titolare appunto della birreria Monaco, ma ricordiamo anche del caffè Ritz che è proprio qua sotto, sì, ma tanto si vedono dalle immagini. Esatto. Tu non hai visto le immagini. Facciamo così, ecco. Allora, che cosa facciamo alla birreria Monaco? Raccontami. Allora, la birreria Monaco, niente, abbiamo voluto rifar ripartire questa birreria storica che ha fatto gli anni 80 della piazza Cordenonese, che dava certi tipi di prodotti. Li abbiamo voluti mantenere, conservare, abbiamo voluto proporre anche cose nuove, tipo questa sera abbiamo una grigliata di pesce freschissimo. Il sabato in questo caso? Il venerdì e il sabato. Il weekend in sostanza, ecco. Acquistandolo fresco al mercato del venerdì mattina. Niente, tutta una serie di paninoteche, tutta una serie di primi, antipasti, secondi, le nostre carni, le nostre tagliate, le nostre fiorentine, insomma, diciamo fare una cucina abbastanza della nostra zona unita alla birra bavarese, alla birra di Monaco, tenendo appunto questo nome storico, birreria Monaco, come rispetto delle tradizioni, insomma. Che poi oggi mi hai detto è arrivata la birra oggi comincia l'ottobre, oggi di sabato 19 settembre comincia ufficialmente l'Oktoberfest a Monaco, e noi qui abbiamo la Lower Brow Oktoberfest 2015 direttamente. Ho provato, che puoi dirmi che secondo me è una birra eccezionale, veramente eccezionale, complimenti alla Lower, anche quest'anno ha fatto un capolavoro, e nulla, poi comincerà con il venerdì 2 ottobre cominceranno i venerdì live music, ogni venerdì sera un gruppo diverso, il sabato per ottobre stiamo pensando a una disco, una sorta di ballo dopo le cene, ma è ancora in fase di costruzione, che partirà comunque, un progetto che partirà comunque da metà ottobre, e niente, stiamo preparando anche il veglione dell'ultimo dell'anno. Ma di quello saremo informati. Esatto. Però poi c'è un altro appuntamento che è il 13 ottobre. Il 13 ottobre è un grandissimo, importantissimo. Tifosi dell'Udinese, attenzione. Il 13 ottobre c'è l'ufficiale inaugurazione dell'Udinese Club Folpi Cordenons presso la nostra sede, con un grandissimo aperitivo sul bar sotto, 2 giocatori dell'Udinese che ancora non sappiamo, ci devono dare, abbiamo ancora delle anteprime poi da tenere, e nulla, poi ci sarà una cena su prenotazione qui sopra per tutti gli associati dell'Udinese Club Folpi Cordenons, insomma, ecco. Allora vi aspettiamo qui alla birreria Monaco a Caffè Ritz in Piazza della Vittoria 51 a Cordenons. Proprio in piazza. Siamo proprio in piazza, cioè non potete non vederci. Insomma, il prossimo appuntamento è martedì sera per Milan. Martedì sera Udinese Milan, partita a Cardio Palma. Speriamo di non rompere questo. Di non far come oggi. Esatto, di rompere questo brutto consecutivo di 3 sconfitte. Basta adesso, no? Ragazzi, dai. Noi ci saremo. Domenica prossima. Esatto. Insieme a Giovanni e ci vediamo. Ciao ragazzi. Grazie. Dicevamo fuori onda, no? Che
il 13 ottobre è bella questa inaugurazione ufficiale dell'Udinese Club Folpi in piazza Cordenons, che ci saranno 2 giocatori dell'Udinese, probabilmente verrà montata in piazza della Vittoria una pubblica gogna, no? Dove verranno messi, se non girano un po' le cose, perché insomma i tifosi da quelle sono molto calorosi verso Cordenons, quelle zone lì, nel bene e nel male. Non è che si scherza molto. Dunque abbiamo la fortuna di avere oggi pomeriggio avuto l'onore di tornare a ospitare una futura grande scrittrice, che è ovviamente Silvia Pozzetto. Sta, come Moreno d'altra parte, sta scrivendo il suo libro, anche tu stai scrivendo un libro, so Moreno, perché me ne parlavi l'altro giorno, e lei ha già cominciato a scriverlo, anche se essendo una ragazza molto timida si vuole nascondere, no, non è vero, non lo sto scrivendo, però siccome la redazione di Pordenone è molto sul pezzo, sì, molto investigativa, no? È riuscita a trovare varie frasi di questo libro, no? Allora, se Enrico ci manda la prima, ecco, una frase del libro è: mi sa che sbaglio qualcosa, perché da quando ho iniziato la palestra mi sta venendo il culo piatto e la pancia in fuori. Questa è una parte, diciamo, qua parla nel libro del suo personale, no? Perché, è il personaggio, non sono chiaramente io che ho una forma fisica perfetta. Esatto, è il personaggio che lei crea per questo libro, esatto. Poi c'è un'altra frase molto molto bella di questo personaggio di una vita vissuta, no? La signora che ha la cassa del Carrefour ha chiesto al marito: secondo lei ho preso abbastanza piselli, mi ha fatto quasi tenerezza. Magari ci ascolta la signora del No, ma Carrefour. smentisci se non sono tue, smentisci se queste frasi. Io non mi riconosco, per cui... Come non ti riconosci? No, sono frasi tue. No. Ce n'è una terza bellissima, non so se l'abbiamo Enrico, anche la terza. No, non è questa, dovrebbe essere una terza che è ancora più simpatica, di una vicenda che è accaduta da qualche parte, adesso non lo so se le abbiamo portate tutte. Comunque vedete che la redazione di Pordenone investiga molto e piano piano vedrete che nelle prossime puntate vi faremo scoprire varie parti del nuovo libro appunto che Silvia sta scrivendo, e solamente per un motivo appunto di sua grandissima modestia non sta negando di scrivere. Da queste piccole tracce si capisce che è molto appassionante come... Assolutamente, ma non c'era dubbio su questo, per quello che ti invitiamo, mica per altro. Aspetta, sì, cosa c'è? C'è la citazione. Eccola qua, questa è una terza frase appunto del libro che sta scrivendo, sempre tutto è riguardo al personaggio che tu stai, ovviamente. Sei la più bella donna che ho mai visto in tutti i miei 60 anni di vita. Gliel'hai scritto tu? No, non so, io direi 50 al limite. 65. Non so se davvero i tuoi siano stati 60 anni di sfiga o la cosa ha a che fare con l'euro che mi hai chiesto dopo. Io farei un applauso a questa neoscrittrice perché veramente sta facendo uno che sarà uno dei best seller. Certamente. No? Ecco. Questa è violazione della privacy. Ti ho detto che la nostra redazione di Pordenone investiga e lì non puoi scappare, no? Il profilo da lei selezionato è inesistente da domani. Domani mi bloccherà. Assolutamente. Sì, perché io non c'entro. No. A proposito, c'è qualcosa anche su Eleonora? No, visto che fa... No. C'è qualcosa anche su Eleonora, ecco qua. Ah no, vabbè, ma... No. Io amo lo status quo, lei non è scrittrice, assolutamente. Quindi capiterà più e più volte che dalla mia bocca escano falsi, basta, è finita. Ma arriva la goccia per tutti e fidatevi che siate amici, datori di lavoro, arriva il momento in cui il mio è finita si manifesta all'improvviso e diventa indiscutibile. Potete solo fare una cosa: accettare, aspetta che leggo male, per me siete morti. Waiting for 2016. Sì, io non te lo volevo dire così comunque. In maniera privata. Meno male che non c'è niente però di sottofondo. Guarda che bello che è il mio gatto Sugo. È bellissimo, infatti, è una Sugo bellissima foto è bellissimo. Che va su un calendario. Che va perché Sugo, Ecco. Allora, visto che come modella la madre ha fallito, il mio gatto però farà un calendario per un'associazione benefica. Bene, questo è molto bello. È molto bello. Allora, se Mica si prepara per un'altra canzone, cosa dici? Così arriviamo alla pubblicità e all'inizio di Secondo i tempi ricordiamo il gioco. Chi sta vincendo in questo momento? Moreno che ha messo 2-2. In questo momento 2-2 ce l'hanno. Non hai messo 2-2 tu? No, X2. Giada sta Elisa vincendo le bottiglie, e Elisa Lorenzo. e Lorenzo stanno vincendo le bottiglie. Boh,
Continuate a giocare ancora per un quarto d'ora, l'1-2, le partite da indovinare sono Genoa, Juventus e Roma Sassuolo. e Roma Sassuolo. Rivediamo i primi tempi della Serie A per cortesia prima che cominciano i secondi. Atalanta Verona 0-0, Bologna Frosinone 1-0, Genoa Juventus 0-1, Roma Sassuolo 1-2 e Torino Sampdoria 2-0. Bene, è pronto il nostro grandissimo artista Mika. Cosa ci canti adesso? Mika è quello. Vabbè, dai, siamo lì. Sì. Siamo X Factor, ma tra dopo uomini e donne siamo X Factor. Canto la prima canzone del mio nuovo disco. Perfetto, prego. Un pezzettino. Ho 23 anni e vivo a Firenze, a casa di uno zio, un ricco commerciante di vino. Casa governante, servitù. Gli amici a scuola, tutti ormai partiti, ed io ricordo quelle facce attente e contente ai comizi di piazza, di strada e d'osteria. A Firenze nel 1917 distrutto mi sentivo un vigliacco, schivato ma non colpito e nemmeno partito per il fronte come tanti. A Firenze nel 1917, a Firenze nel 1917. Grande, poi ci farai vedere il tuo nuovo lavoro naturalmente più tardi. Allora, noi ci fermiamo perché stanno per cominciare tutti i secondi tempi. La Juve è scesa in campo, il Genoa è rimasto in 10 però anche, mi sembra, stanno giocando in 10. Che dire, ci fermiamo per un attimo, poi vedremo Belen, che abbiamo in studio Belen, voi non lo sapete, ma noi abbiamo in studio Belen che sta per raggiungerci. Avremo un sacco di cose belle, ci sarà Dodi Battaglia. Come hai fatto, Marco, a chiamare Dodi Battaglia? Chiedendoglielo. No, perché ti dico, allora io da ragazzino suonavo anch'io una band e tutti mi davano dello sfigato perché mi piacevano i Pooh, no? Perché sai, i Pooh erano veramente nazionale popolare, però Dodi Battaglia è sempre stato uno dei più grossi chitarristi italiani, proprio a prescindere dal genere che faceva, vero? Cioè, è difficile trovare uno bravo come lui. Sì. Ce ne sono tanti altri. Ce ne sono tanti altri, però nel momento in cui aveva fatto un disco di chitarra acustica diventava interessante per la rassegna. Certo. E quindi lo sono andato a cercare, l'ho trovato un giorno e gliel'ho chiesto, l'anno dopo gliel'ho richiesto e si vede che per non farselo chiedere una terza volta... Ha detto, le hai più chiesto dopo? No. Beh, l'anno scorso, adesso aspetterò prima di richiederglielo. Ah, certo. Benissimo, allora noi ci fermiamo, Eleonora. Ci fermiamo, andiamo un pochino in pubblicità, andiamo a mangiare i buonissimi dolci e le buonissime pizzette, perché questa settimana anche abbiamo le pizzette di Luca Diana, che ringrazio sempre di cuore. Sì. E ci vediamo qui tra poco. Va bene, chissà cosa combineranno sti due, ma vabbè, vedremo dopo. Un'altra grande occasione in outlet. Forno microonde AEG Micromat Duo. I vantaggi della cottura a microonde e del grill, anche combinando i due sistemi tra di loro. Programmi automatici. Offerta shock, 120 euro. Prima passa da in outlet. Pordenone Interporto, Pradamano, Pordenone Viale Grigoletti, Vigonovo di Fontana Fredda. C'è un mondo che gira intorno a te, il mondo Pascià. Pascià, il mondo fatto di divertimento, tornei, tutti i servizi, la squisita pizza a Pordenone, ottimi snack e di giochi più moderni. Pascià, tutte le partite in diretta su mega schermi, perché dovunque tu sia, un Pascià c'è.
Paolo Miotto, l'uomo, Miotto, donna, una fusione perfetta in un nuovo store, un nuovo showroom dove potrete trovare tutta la moda, l'abbigliamento e gli accessori con quel tocco in più. Miotto Abbigliamento, sempre in centro ad Azzano Decimo. Al Buon Gustaio, sempre più buono, sempre più numeroso. Al Buon Gustaio, le squisite specialità di cucina, la pizza, gli snacks, il servizio catering, i banchetti. Al Buon Gustaio, più buono di così. Comodo, veloce, con tutti i servizi per la pulizia della tua auto. Wash is now! I tunnel di lavaggio con nuovissime spazzole antigraffio e il lavaggio esterno a partire da €6. Con ampia area self-service sempre aperta. Wash is now, anche approfondita pulizia degli interni con i migliori prodotti e un servizio veloce e accurato. Wash is now! Fai un salto da noi. I serramenti ad alto risparmio energetico. Prisco Maurizio. Costruzioni edili residenziali. Preventivi gratuiti per tutti i tipi di serramenti ad alto risparmio energetico. Ed anche pratiche edili, edilizia residenziale, impianti termoidraulici. Prisco Maurizio. Costruzioni edili residenziali. A Iplis di Premariacco. I fratelli Bozzetto da oltre 20 anni offrono i più ampi servizi legati al settore tecno-immobiliare. Un'attività completa nel campo dell'edilizia, dalla progettazione architettonica alla costruzione e vendita diretta di mobili civili e industriali. Bozzetto, in via Tomate 2 a Pescincanna di Fiume Veneto. E eccoci di nuovo. Elisa, mi hai oscurata così, va bene che inizio a avere la mia età, però queste nuove leve che provano subito a scansarmi così. Comunque ha segnato la Roma, quindi 2-2. per punirti non stai più vincendo le bottiglie. Così impari, sei così bella, bionda, triestina e alta. Oh, che sia finita. Vero? Giusto. Io ho sempre avuto un debole per le ragazze triestine, non so come mai. E sì che io sono di Udine, no? E sai che c'era boh, adesso non c'è più forse. Al suo tempo c'era questa rivalità, campanilismo incredibile tra Udine e Pordenone. Anche soprattutto Trieste. Dopo, sì, Udine e Trieste, perdonatemi. Soprattutto dopo un 6-0, inaugurazione dello Stato Friuli, Mauro se lo ricorda benissimo anche lui, con la grande squadra di Massimo Giacomini. E lì Adesso poi abbiamo Marco e Moreno che stanno vincendo. Scusa, io Marco so- e Moreno stanno vincendo le bottiglie. Cioè, piove sul bagnato, tu c'hai il bar. Ne resterà solo uno. Di bottiglia o di... E mi raccomando, le bottiglie devono essere rigorosamente bianche e... Nere. Il rosso non piace da quelle parti. Bianco e rosso no. Bianco e rosso non piace. Allora, Serie D, variati dei risultati. Allora, ricapitoliamo quando sono cominciate le partite da più o meno 10 minuti la Serie D. Abano Calcio Sacilese 0-1, Campodarsego Triestina 1-2, Calvino Ale da Fenadora 1-1, Fontana Fredda Mestre 1-1, Levico Terme Belluno 1-1, Liventina Giorgione 0-1, quindi il Giorgione è andato in vantaggio con la Liventina. Luparese Dro 0-1, Montebelluna UFM Monfalcone ancora 1-0, Tamai Este 1-1 e Venezia Virtus Vecom ci risulta ancora 1-0, correggimi sempre Mauro se sbaglio. Invece per quanto riguarda dopo 10 minuti l'Eccellenza
Chions Tricesimo 0-1, Cras Repen Cordenos 0-1, Rivignano San Vitese 0-0. Repen ha ribaltato il risultato. 2-1. Ah, ecco, vedi che qualcosa è cambiato, quindi proprio cominciato il secondo tempo il Cras Repen è sceso in campo e ha messo una doppietta. Quindi Cras Repen Cordenos 2-1, Rivignano San Vitese 0-0, Tolmezzo Flaibano 1-1, Vesna Manzanese ancora 0-0 e Virtus Corno Lumignaco 0-1. Questi dunque dopo i primi 10 minuti. Adesso tu ci devi raccontare come hai vinto la fascia di ragazza simpatia. Ti abbiamo chiesto se avevi raccontato le barzellette, hai detto di no. Cosa hai combinato? Ho fatto un'imitazione Sì, di Belen, sì, grande donna, per quanto mi riguarda. punti di vista, vabbè, andiamo avanti. Aspetta, no, perché Marco Miconi, Belen è una grande donna. Non l'ho mai vista. Neanche in televisione? Ma in televisione si può fare di tutto. Non si vede quanto è alta in televisione, nel senso che è grande. No, già se si alza lei io vado E via. anche Micchi è diventato al nostro livello ormai, con la battuta. No, ma anche perché io immagino che tu sei tu, Belen è lei, più qualche chirurgo, no? Perché da quello che mi risulta Belen ha fatto... Photoshop. No, ma a parte Photoshop, proprio bravi chirurghi, tipo il seno e tante altre cose, invece tu mi sembra che sei tu. Però c'è un po' una grande donna, diciamo, perché è un po' egocentrica come me, questo devo ammetterlo. Ecco, quindi abbiamo questo più o meno caratteristica, Sì. l'egocentrismo. Sì. Quindi questa imitazione ce la fai vedere? No, Non c'è- volete qualcosa in particolare? No, quello che vuoi, quello che hai fatto, come preferisci tu. Oh mio Dio, che emozione essere qui questo pomeriggio, ringrazio Gifi e Eleonora e volevo salutare anche mia carissima amica Elisa che oggi è venuta qui con me e mando un vestito a mio Santiago, al mio fidanzato Stefano, che io ancora mai capito, devo dire la verità, se sia De Martino o De Martino, ma rimango con questo dubbio, ma non importa, quindi grazie mille. Emozionatissima, scusatemi, oh mio Dio. Bella, proprio bella, complimenti. E invece tu Elisa? Non so. Intanto vediamo le foto di Elisa che sono veramente belle. Tu a quali concorsi hai partecipato? Cosa hai Ho fatto? partecipato allora ho iniziato quest'anno da Miss Trieste, Sì. però ho fatto la prima selezione, sono passata, però non sono riuscita ad andare alle altre perché ero impegnata nella finale nazionale di una ragazza per il cinema anch'io, come Giada. Che era in Calabria, mi sembra, no? No, Sicilia. No, Sicilia, Una scusa. ragazza moda e Ma spettacolare. come in potete Calabria. pensare che un vecchio... Taormina. Bella Taormina. Pensate Bella. che ci sono andata anche a quella finale nazionale. Quindi alla vanno, mia vanno epoca. tutti, insomma, là. Andiamo avanti. E allora raccontaci, scusa. Però Elisa. diceva alla mia epoca, sai, erano diversi canoni negli anni 50. C'erano ancora le navi a carbone. Pensati, eri piccolo perfino tu. No, io cara, ho visto le Miss ai tempi di Giulio Cesare, quelle sì che hanno sfilato ai concorsi di bellezza. Guarda che anche tu sfilavi quella volta, non fa... Certo, ah, guarda ecco. che me lo ricordo, per quello sorrido. Ah, ma perché ti ricordi che io presentavo ed ero anche in giuria, no? C'erano Giulio Cesare, poi Caio. Tizio, poi Caio, Sempronio, credo. quello con cui sei uscita tu quella sera ma per, questa io non l'avevo per comprare. usata. No, Questo è bello invece. non sono responsabile. Questo è bello perché vediamo E col mio il cane. fidanzato. Vabbè, No, scusa, il suo fidanzata. cane. E io e Shira. Shira. Perché a me piace quando le ragazze così giovani amano gli animali. Siccome sono andato a vedere il tuo profilo, qua è bellissima questa foto. L'ho fatta vedere apposta, guarda, l'ho messa apposta perché sei così dolce lì, perché sì, sono belle le foto quando sei truccata eccetera, lì invece a letto col cane, bellissimo, bellissimo. Come si chiama il tuo fidanzato? Non è il fidanzato. Boh, il tuo amico? Samuel. Ciao Samuel, no, tanto sta giocando Samuel. Esatto. Sai cosa sta facendo Risonzo? No. Non sai? No, va bene. Allora, c'è qualche variazione, Mauro? Di tutto e di più.
Ecco. Allora, aggiorniamoci. Detto che la Ferrari ha vinto il Gran Premio. La Ferrari ha vinto, Vettel ha vinto il Gran Premio. Importante. Il Chios è rimasto in 10, espulso Corvaglia e poi ha ribaltato il risultato. In 10. Con Paolucci e Visentini. Quindi Chios 2, 30°1. E poi è passato in vantaggio la Manzanese, un autogol a Vesna. Sì. E il Rivignano con la San Vitese, con gol di Tomada, 7 minuti di secondo. Bene, allora ricapitoliamo, visto queste tre variazioni appunto nell'eccellenza, ricapitoliamo al 15° dei secondi tempi, Chios 30° 2-1, ISM Gradisca Gemonese 0-2, Cras Repen Cordenons 2-1, Rivignano San Vitese 1-0, Tolmezzo Flaivano 1-1, Vesna Manzanese 0-1, Virtus Corno Lumignaco 0-1. Per quanto riguarda invece le squadre del Friuli Venezia Giulia, in Serie D non cambia niente, allora andiamo a vedere anche qua al 15° quello che sta succedendo. Abano Calcio Sacilese 0-1, Campodarsego Triestina 1-2, Calvino Ale La Fenadora 1-1, Fontana Fredda Mestre 1-1, Levico Terme Belluno 1-1, Liventina Giorgione 0-1, Luparense Dro 0-1, Montebelluna Monfalcone 1-0, Tamaieste 1-1, Venezia Virtus Vecom, dovrebbe essere finito il primo tempo in questi istanti, o comunque si gioca il recupero, siamo ancora 1-0. Per quanto riguarda invece la Serie A, il primo quarto d'ora, Eleonora? Tutto invariato, a parte il pareggio della Roma, quindi Roma 2, Sassuolo 2, gli altri risultati sono Atalanta Verona 0-0, Bologna Frosinone 1-0, Genoa Juventus 0-1, Torino Sampdoria 2-0. Allora ci scrivono anche degli amici ai numeri che vedete in sovraimpressione, con i quali potete ancora giocare al gioco 1x2. Questo amico ci scrive: io lavoro allo stadio ad Udine come steward, è bellissimo, forza udinese. Nessuno discute che lo stadio di Udine sia un capolavoro, voglio dire, è bellissimo. I seggiolini colorati sono tattici, perché visti in TV sembrava pienissimo, anche se c'erano le zone vuote. Guarda che forse l'hanno fatto per quello, perché il grande patrono ha visto lo stadio in Portogallo ti ricordi, Mauro, a chi si è rifatto lo stadio del? No, non mi ricordo. Sporting Praga mi sembra. Sì, mi ricordo però che anche Fantini da Trieste a un certo punto ha fatto... No, lui ha messo proprio gli striscioni con la gente finta, no? I PVC grandi per coprire la tribuna. Poi ci scrive Daniel: per Eleonora sei sempre più stupenda, i fans di San Vito a Tagliamento. Mi mancavano quest'anno, ecco. Ciao Daniel. Benissimo, e poi vediamo ancora cosa c'è altro. Vedete che non essendoci la gemma c'erano tutti gli aggiornamenti. Rigore per la Juve. Rigore per la Juve, l'aggiornamento rigore per la... C'era, scusatemi, perché con la Juve si deve chiedere, c'era rigore per la Juve? Segnato. Poi ingenuo, ma probabilmente sì. C'era rigore per la Juve, allora seguiamo il rigore per la Juve. Poi Silvia, tu sei juventina? No. Non mi ricordo, ce l'avevi anche detto forse. No, però sto vicino alla squadra del mio paese d'origine, la Manzanese, per cui un po' porto bene. Quindi ogni domenica, allora, Per forza. ti mettiamo questo qua fisso per te e ogni domenica vieni qua a tifare Manzanese. Vediamo intanto l'azione del rigore. È un contrasto, non mi sembrava così È clamoroso. arrivato dopo, non ha fatto niente per rimanere in piedi. Tira Pogba, vediamo se segna come prima, corre il pallo sul portiere. Pogba di bomba. Chi era fuori gioco? Il gol della Juve. Io opinavo. Quello di prima? Io opinavo. Beh, ma sai che hanno gli arbitri con la Juve, Comunque insomma. per par condicio anche Totti ha segnato fuori gioco. Gol. Quindi la Juve raddoppia a Genova. Genoa 0, Juventus 2. Come stessi numeri di gol che ha preso l'Udinese ieri, mi sembra, no? Sì, però l'Udinese uno l'ha fatto. È anche bello, bellissimo. Il Genoa no, però. Bellissimo, devo dire, l'azione del gol di Zapata con l'assist di Natale. Ieri è stato veramente un gran bel gol. Quello è stato un gran bel gol. Io so che Giada, vediamo se la mamma mi conferma, è un'ottima cuoca, vero? Vero? Cos'è? La spaghetti alla carbonara sai fare? Sì. Elisa sa cucinare? No. Elisa non sa cucinare! Come non sai cucinare? Mi limito all'essenziale. L'essenziale cos'è? Pasta al burro? No, non mangio pasta. Non mangi pasta? Cosa mangi? Carne bianca. Carne bianca? Pollo, tacchino e pesce. Pollo, tacchino e pesce. Ecco. Silvia, tu sai cucinare? Sì. Tu sai cucinare bene anche, no? Sì, anche bene. Lo so. È che è da tanti anni che sono da sola, quindi ho dovuto... Devi saper cucinare. Beh, di Silvia, l'altra Silvia si sa che sa cucinare bene perché infatti a casa cucina Moreno. Esatto. Sì, lo so che cucini tu. Tu Marco, sai cucinare? No, però
faccio un buon uso di quello che cucinano gli altri. Beh, tu Miki sai cucinare? Me la cavo. Lorenzo? Me la cavicchio. Sai fare la pizza ad esempio tu? No, vado più sui primi. Tu sei più sui primi, Sì. no? Ecco. Come si nota li mangio pure. Sì, ma uno che cucina qualcosa deve anche assaggiare poi se è buono o no, no? Questo è il problema. Esattamente. Poi lasciamo stare le quantità, quelle sono sottigliezze. Assaggialo, no? ma non finirlo. Assaggiatore ufficiale. Lui deve provare dall'inizio alla fine se è tutto buono. Certo, Hai capito? Per devo questo salvaguardare anche... Esatto. Se il sapore si mantiene. E se il sapore si mantiene mentre la pietanza si raffredda, no? Vero Elisa? Quindi tu sai fare la pizza, ti piace la pizza intanto? Sì. Ti piace? La sai fare anche? No. Ma tipo se uno ti mette lì già la pasta tu non sai Sì, lo devo stendere. È un po' come Aspetta, chi devi signore, no? stendere? Chi ti mette la pasta? Buona assaggiatrice. Questa era bella, chi devi stendere? Chi ti mette la pasta? Chi ti... È la chi la domanda mi è sorta spontanea. Sì, perché ma- tu oramai stai prendendo il brutto vizio di devi accomunarti alle sciocchezze che dico io, no? Dai, questa fa Due facoltà. cuori, una capanna. No, quella è già sistemata. Tu invece la pizza la sai fare? No. Ma perché non sai fare l'impasto, che quello è la cosa più difficile, credo, no? L'impasto da Non so pizza. neanche mettere sopra la polpa di pomodoro, mozzarella, però se devo mangiarla mangio volentieri. Volentieri. Insomma, siamo tutti italiani. E la Silvia ovviamente invece sa fare la pizza perché... Sì, no, dai, un pochetto sì, insomma, so che ingredienti ci vanno. Ecco, ma ad esempio tu sai fare la pasta, perché la difficoltà della pizza è fare la pasta. fare tipo il vulcano con l'acqua e comincio a mangiare. Vabbè. Il vulcano. Ora il piccolo chimico, quello non mi ricordo mai. Più o meno, dai. Bene, sono le 4:30, possiamo salutarci. No, io me ne vado adesso infatti perché me ne vado a San Stino di Livenza perché vado dove veramente sanno fare la pizza, ossia dai nostri amici del Buon Gustaio, che come da 2 settimane a sta parte ci propongono un'altra pizza. E c'è anche una cosa clamorosa, quindi guardate il servizio che è molto divertente e simpatico, soprattutto la parte finale, una cosa che farà contenti tutti i maschietti, un po' meno Eleonora Mazzari. Vado a San Stino, ci vediamo tra poco. Arianna, è lui il chirurgo? Sì, esatto. Remi chirurgo. Ciao ragazzi, sono volato a San Stino, qui al Buon Gustaio, lui è Remi, il pizzaiolo. Remi, pizzaiolo da San Stino, sì. Poi tu sei molto simile al cartone animato, te lo ricordi? Dolce Remi, sì, me lo dicono anche. C'è una canzoncina? Dolce Remi, Perfetto. piccolo come sei. E c'è Arianna che lavora anche lei qua al Buon Gustaio, come vedete una... Sì, È normale. No, ma normale è altro, no? Ah, sì. Io dopo devo chiederti una cosa, dopo però, no? Allora, Buon Gustaio a San Stino di Livenza, visto che siamo andati la settimana scorsa a Fiume Veneto, la settimana prima ad Azzano Decima, allora adesso siamo a San Stino di Livenza. È facile da trovare perché è la strada dove poi voi andate a Caorle al mare. Allora, la pizza di quest'oggi è? Castellana, praticamente pomodoro, mozzarella, radico in cottura, dopo la cottura mettiamo un po' di burrata e porchetta. E porchetta, quindi una cosa bella leggera da dimagrire. Esatto. Bella light che tu consiglieresti a tutte le ciccione. Sì, dai. Si può dire ciccione? Cioè, insomma, per brutto. Brutto. Sì. Leggermente in sovrappeso si può dire. Sì, in carne. In carne, beh c'è la porchetta, più in carne di così, no? Allora, cominciamo a fare la pizza con Remi e poi vedremo cosa combina Arianna e poi vedremo poi dopo. Fermi lì che facciamo la pizza. Allora Remi ha detto non perdiamo tempo, è già partito, allora hai steso il classico dici bene del pomodoro perché il pomodoro è una cosa molto difficile. Come si mette il pomodoro sulla pizza se no si fa una pizza? Deve essere poco, denso, come Deve essere praticamente più o meno su 50-60 grammi di pomodoro, salsa di pomodoro di passato. Quindi più o meno cos'è, un cucchiaio? Un cucchiaino, sì, un cucchiaio abbondante, un po'. Sì. Bene. Poi andiamo avanti con la pizza. Poi mettiamo la mozzarella. Sì, io sono mezzo marrone come mio solito. No, tranquillo, Ecco, più o meno stendiamo bene su 100 grammi, 110 grammi di mozzarella. Bello perché ci dà anche i grammi, come quando si... Così. No, i grammi come si fa quando si è a dieta, no? Che solo 60 grammi di pasta, così magari... No? È vero, così. Ma c'è una, così, a parentesi, c'è una pizza light, una che non fa ingrassare? No. Direi di no, purtroppo. No, perché c'è la pasta, andiamo avanti, dai. Allora, adesso vediamo come continuiamo. Radico di va in cottura. In cottura, sì. Radico di Treviso rigorosamente. Rigorosamente, sì. Questo qua è precoce, radico precoce. Precoce? Sì.
Cioè è nato un po' prima degli altri. Sì, leggermente prima. Un po' di grana sopra, così. Io adoro il grana. Così viene più salato un po', Sì. più gustosa. E lo inforniamo. Ok, adesso lo inforniamo quanto tempo? Circa 5 minuti, 4 5 minuti. Ok, allora ci vediamo tra 5 minuti. No, ci vediamo subito. Noi tagliamo tutto, tagliamo. Allora, abbiamo sfornato la pizza, anzi lui ha sfornato la pizza, io non c'entro niente. Adesso vediamo cosa combina Arianna. Vai Arianna. Via. Mettiamo la porchetta. Sì. Ricordiamo la pizza si chiama castellana? Sì. Come mai castellana? Così. Così, guarda. Come mettere castellana, mettiamo castellana. Via. Un nome a caso. Un nome a caso, la castellana. Abbondiamo perché è dietetica. Esatto, abbiamo detto prima che era dietetica. E adesso cosa mettiamo? Burrata. La burrata che è una mozzarella di bufala, sbaglio? No? Sì, però è da Puglia, praticamente pugliese. È pugliese, io sono totalmente ignorante. È il tocco finale. È il tocco finale. Bene, questa è la pizza della Castellana qui da San Siro di Livenza, ma non abbiamo finito qui perché... Arianna guarda là. è in cerca. Sì, non è in cerca. In cerca di marito. Sì. Vero? No, marito. Anima gemella. Dai, anima gemella. Non vuoi ancora roba seria? No. Aspetta, non Troppi impegni, sì. Allora, lancia il tuo appello, il tuo uomo ideale, vediamo se lo troviamo con l'altra domenica con Tipiene. Dai, però con quegli occhioni devi guardare là. Ecco, brava. L'uomo ideale. Che parolona. No, dai, uno serio. Ok, Professionale. quindi non troverai mai nessuno. Sì, esatto, Perfetto. per quel che sono qua. Un uomo serio, ecco. Vabbè, comunque Arianna insieme a Remi le trovate qui al Buon Gustaio a San Siro di Livenza. Esatto. Eleonora, quasi quasi, tu vieni a fare la pizza con Remi, io mi porto Arianna in studio che forse è anche meglio di te. No. Sì. No. Ciao da Sastino, dal Buon Gustaio, ciao. Far fallire il buon gustaio, non so fare la pizza, cioè io posso anche capire che il nostro rapporto lavorativo possa andare al termine e trovare un'altra strada, però perché gli vuoi male a quel povero uomo? Cioè, cosa ti ha fatto di male per meritarsi me? Non lo so, ma era un'idea, nel senso che io ti mandavo lì, così, no? Mi mandavi a San Stino. Ma vai a San Stino, vai, che è famoso andare a San Stino, no? È famoso andare a San Stino. Anche andare a Roma e perdere la poltrona. Cosa c'è a San Stino, ad esempio, di interessante? Il buon gustaio. Ecco, benissimo, questa non era pagata, brava. Allora, Marco mi diceva, no? Nel frattempo, no, c'è un aggiornamento, perdonatemi, perché ogni tanto bisogna anche parlare di calcio. Il Tolmezzo è andato in vantaggio sul Fleibano 2-1, no? In eccellenza, quindi ha ribaltato la situazione che si era creata nel primo tempo, mentre in Serie D non sta succedendo, mi sembra, adesso ci aggiorniamo, assolutamente niente. Tra poco dunque vi diremo al 30° quelli che sono i risultati. Marco, allora ci raccontavi prima appunto di questa venerdì, sabato, domenica prossima, dici intanto qualche nome, perché fai di quello che tu sai fare meglio di me, quindi. Il festival si chiama Madame Guitar. Eccolo lì, infatti. Ed è ormai fra i più grossi in Italia. Sono 22 artisti, 22 formazioni che partecipano in 3 giorni, metà in piazza e metà in teatro. E nelle 3 sere, visto che i nomi principali sono in teatro, la prima serata c'è il più grande chitarrista di fado portoghese, lui naturalmente. Nel senso che lui è di origine portoghese, non che viene e non paga. No, lui proprio è nato in Portogallo. No, perché bisogna specificare. Tutt'altro. Sì, no, viene pagato, giustamente, essendo un grande artista. Anzi, vengono in due chitarristi del Portogallo, poi c'è altri 3 artisti che vengono a rendere omaggio a un chitarrista che doveva aprire il festival, che è morto 6 mesi fa improvvisamente, John Rambo, e quindi 3 artisti da varie parti del mondo per ricordarlo. La seconda sera c'è un grande chitarrista australiano, si chiama Michael Fix, e poi c'è un quartetto guidato da un chitarrista italiano, ma che ha trovato fortuna all'estero, che è considerato fra i più spettacolari ormai nel mondo, che si chiama Antonio Forcione. Certo. E poi la domenica c'è un quartetto di flamenco dalla Spagna, poi c'è un giovane chitarrista italiano che ha fatto delle cose incredibili, giovanissimo,
ha 14 milioni di visualizzazioni su Facebook e 7 milioni su YouTube. Aveva pochissimi anni, ma una tecnica spaventosa. Poi ci sarà un duo, in questo caso non un giovanissimo, il personaggio principale, è un duo italiano con Franco Cerri alla chitarra e Antonio Norato alla chitarra. Un duo, ecco, Franco Cerri, vabbè. Anche chi non sa di musica sa chi è Franco Cerri, anche perché ha fatto anche la pubblicità, l'uomo in ammollo, Pio Presto, no? Però ecco, ha un entusiasmo così grande, ha 89 anni e mezzo. E continua a suonare benissimo. Non solo, viene a fare il concerto, arriva da solo, arriverà in treno da solo, e il giorno prima registrerà un disco in studio a Udine. Incredibile. Quindi avrà intenzione anche di venderlo dopo. Certo, a 89 anni. 89 anni Complimenti. E poi alla fine c'è il ricordo di Sergio Endrigo, perché Madame Guitar è una sua canzone e il festival è nato per ricordarlo appunto a un anno dalla morte. E c'è la figlia di Sergio Endrigo che verrà a cantare alcune canzoni di Endrigo, fra le quali Madame Guitar, e sarà accompagnata dall'orchestra dei musicisti del festival, perché è tradizione che Madame Guitar venga suonata e cantata da tutti quelli presenti al festival, quindi 10-15 personaggi sul palco. Bellissimo. Tipo jam session, diciamo, alla fine, no? È una jam session. Bene, comunque ne parliamo ancora prima della fine della trasmissione. Un'altra grande canzone di Miki. Devo dire che anch'io fortunatamente sono Anche stato lui l'anno scorso in due precedenti edizioni. Benissimo, A benissimo. Madame Guitar, insomma, in mezzo a questi grandi nomi. Beh, è una soddisfazione anche, no? Senz'altro, senz'altro. Prego. Raccontato il grande dove era il posto preciso, è stato preso quel giorno prima di essere rinchiuso. Quella mattina fra whisky e vino, passando al di là del lago, Ignazio disse quello è il posto, però quel giorno non aveva nemmeno sparato. Sereno aveva una moto con sopra 2 fucili e quello sguardo severo e dolce a far sognare tutti noi bambini. Sereno aveva spalle larghe e le mani che adesso porto io. Gentiluomo e bracconiere, per mangiare ma mai per mestiere. Poi chissà, e poi chissà, chissà se c'è un Dio sereno, perché se ne sente parlare. E se c'è un Dio sereno, lo dobbiamo rispettare. E se c'è un Dio sereno, tu sparavi per mangiare. Perché se c'è un Dio sereno, sarà dalle montagne al mare. Bellissime canzoni queste, molto belle. Allora, 2 risultati variati in Serie D. La Luparense San Paolo ribalta il risultato col draw, quindi Luparense 2, draw 1.
E poi l'altro me lo sono perso, scusatemi, faccio un riepilogo. Il Giorgione che raddoppia a Motta di Livenza con la Leventina che forse quest'anno è veramente la Cenerentola della Serie D, no? E la Triestina 2-2. Triestina ha pareggiato allora adesso, perché qua non me lo dava, e quindi purtroppo il Campo d'Arsego pareggia con la Triestina. Allora ricapitoliamo quando mancano più o meno 10 minuti più recupero. Alla fine delle partite, la quarta giornata della Serie D Girone C, Abano Calcio Sacinese 0-1, Campo d'Arsego Triestina 2-2, Calvino Ale La Fenadora 1-1, Fontana Fredda Mestre 1-1, Levico Terme Belluno 1-1, Liventina Giorgione 0-2, Luparense Dro 2-1, il Monfalcone ancora sotto col Montebelluna per 1-0, Tamaieste 1-1, Venezia Virtus Vecco 1-0, si vede che sono quasi alla frutta. Per quanto arrivare invece all'eccellenza, sempre 36esimo in questo momento, Chiostricesimo 2-1, ISM Gradisca Gemonese 0-2, Cras Repen Cordenos 2-1, Rivignano Sanvitese, com'è? 3-1 segnato. È bello avere Mauro qua, vedi, perché io dico e lui mi attende. Mauro, ti assumo e stai qua con noi tutte le prossime domeniche. Cras Repen Cordenos 3-1, Rivignano Sanvitese 1-0, 2-0, e perché non c'è la gemma e quindi adesso è Mauro che legge per me. Dal mezzo fai Bano 2-1? Sì, no, tutto uguale. Vesna Mazzanese 0-1 e Virtus Corno Lumignaco 0-1. Facciamo l'ultima pausa pubblicitaria. Abbiamo Franco Tuliak. Abbiamo Franco Tuliak da Aquilinia, che tu Elisa sai dov'è? Sì, certo che lo sa. È Triestina, anche lei. Allora Franco, cosa succede lì con lo Zaule? Lo Zaule si è portato sul 3-0 già all'inizio della ripresa. È stato un cross lungo, Esposito, il difensore del Sistiana, saltava di testa cercando di appoggiare indietro al portiere, ma il portiere era fuori, un autogol che lo Zaule ringrazia, e stiamo giocando adesso questi ultimi 10-15 minuti tranquillamente. Gioco lungo, le squadre si sono allungate. Vediamo se finisce sul 3-0, se succede ancora qualcosa. A voi la linea, grazie. Grazie Franco, ma ormai la partita portata a casa, quarto d'ora alla fine 3-0, a meno che non siano ribaltoni, no? Dunque noi allora facciamo subito la pubblicità, perché poi andiamo via dritti per più o meno 25 minuti fino alla fine, vi daremo tutti i finali, ma abbiamo ancora tante cose di vedere di Silvia, soprattutto di questa ragazza, donna, matura oramai. 21 anni non si mica donne. Di solito non è dopo i 18 che siete donne? Boh, ma si è alzata l'età, perché insomma, si è alzata l'età anche media. 21 anni, infatti su Facebook io dimostro 22, sai i giochini di Facebook, a me hanno detto 22, a te 21, attenzione la Juve in avanti, quadrato, niente. Hai fatto anche tu quel giochino, per quello 21 anni, sì, come io ne ho 22, no, va bene, ci vediamo tra poco. Un'altra grande occasione in outlet. Forno microonde AEG Micromat Duo. I vantaggi della cottura a microonde e del grill, anche combinando i due sistemi tra di loro. Programmi automatici. Offerta shock, 120 euro. Prima passa da in outlet. Pordenone Interporto, Pradamano, Pordenone Viale Grigoletti, Vigonovo di Fontana Fredda. C'è un mondo che gira intorno a te, il mondo Pascià. Pascià, il mondo fatto di divertimento, tornei, tutti i servizi, la squisita pizza a Pordenone, ottimi snack e di giochi più moderni. Pascià, tutte le partite in diretta su mega schermi, perché dovunque tu sia, un Pascià c'è. Paolo Miotto, l'uomo, Miotto, donna, una fusione perfetta in un nuovo store. Un nuovo showroom dove potrete trovare tutta la moda, l'abbigliamento e gli accessori con quel tocco in più. Miotto Abbigliamento, sempre in centro ad Azzano Decimo. Al Buon Gustaio, sempre più buono, sempre più numeroso. Al Buon Gustaio, le squisite specialità di cucina, la pizza, gli snacks, il servizio catering, i banchetti. Al Buon Gustaio, più buono di così. Comodo, veloce, con tutti i servizi per la pulizia della tua auto. Wash is now. I tunnel di lavaggio con nuovissime spazzole antigraffio e il lavaggio esterno a partire da 6 euro. Con ampia area self-service sempre aperta. Wash is now, anche approfondita pulizia degli interni con i migliori prodotti e un servizio veloce e accurato. Wash is now. Fai un salto da noi.
serramenti ad alto risparmio energetico. Prisco Maurizio, costruzioni edili residenziali, preventivi gratuiti per tutti i tipi di serramenti ad alto risparmio energetico ed anche pratiche edili, edilizia residenziale, impianti termoidraulici. Prisco Maurizio, costruzioni edili residenziali, a Iplis di Premariacco. I fratelli Bozzetto da oltre 20 anni offrono i più ampi servizi legati al settore tecno-immobiliare. Un'attività completa nel campo dell'edilizia, dalla progettazione architettonica alla costruzione e vendita diretta di mobili civili e industriali. Bozzetto, in via Tomate 2 a Pescincanna di Fiume Veneto. Eccoci ancora qui, gli ultimi 20 minuti per questa domenica da passare insieme. Bello sentirti con ritardo, no? Hai sentito? Eccoci ancora qui, bello. E se potremmo farla più spesso, Enrico, soprattutto quando fa la vocina da paperina. Eccoci ancora qui. Sì, siamo tornati in diretta, vediamo, ricapitoliamo la Serie A intanto. Ricapitoliamo la Serie A. Intanto parliamo anche di calcio. Armo di cartellina. Confermiamo che a Genova il Genoa è sotto di 2 gol con la Juve. Diciamo gol del portiere, autogol di Perin, gioca Perin in porta nel Genoa, non lo so, mi sembra. E comunque dopo ricordo di Pogba. Invece le altre partite. Atalanta-Verona 0-0, Bologna-Frosinone 1-0, Genoa-Juventus 0-2, Roma-Sassuolo 2-2, Torino-Sampdoria 2-0. Oh, poi sono arrivati altri messaggi, scusate, so che li avete mandati, però purtroppo non essendoci la Gemma, li devo leggere io, diventa un problema. Giada sei bellissima! Confermo, by Pelo. Chi è Pelo? È l'amorosa di mio fratello, quello più grande. Allora, no, spiegaci bene. No, perché? No, spiegaci, no. Pelo è una donna intanto. Sì. Sì. Ma a parte tutto dal fatto che era una vecchia compagna di classe di mio fratello. Aveva i baffi? Era come un pelo? No. Più o meno. Come più o meno? E da lì in famiglia ci chiamavamo tutti Pelo, specialmente con lei. Cioè tutti Pelo? Siete tutti Pelo? Ma tu sei Pelo? Anche tu sei Pelo? Tuo fratello è Pelo? Sì? Pelo? Benissimo. Allora, Pelo. E poi tu poi niente. Poi c'è qualche cieco che scrive un messaggio a Eleonora. Eleonora sei bellissima, sei fantastica. Allora, o al televisore sai i 16 pollici, o quelli che c'erano in macchina una volta, ti ricordi? Quelli bianchi e neri, con l'antennina. Io sono una santa perché ti sopporto, comunque grazie. Sì, esatto, e poi vediamo. Beh, ecco, questi erano i messaggi. Ci sono novità, Mauro, in eccellenza, in Serie D? Sì. Sì. Allora, vediamo in subito. D il big match 2-0 e poi Venezia. 2-1 e poi subito dopo 2-1. In eccellenza momento cruciale per la Manzanese che in 4 minuti ha preso 3 gol, quindi vinceva 1-0, adesso è sotto 3-1. Sì, diciamo che gioca col Vesna, ecco. Quindi una squadra la tosta. Dei risultati rovesciati, il Chions che perdeva 1-0 è rimasto in 10, adesso sul 3-1. 3-1, quindi. E Crash Cordenons 3-2. Questa deve essere una bellissima partita, no? Con la Cordenons, credo. Sì. Parte tanti Diciamo gol. che finora quelli che si stanno divertendo in più sono a Barbeano, Ecco. dove c'è Barbeano Maniago Libero 5-3. La miseria. Mentre invece c'è Porpetto Isonzo 0-0. Porpetto Isonzo? 0-0. 0-0. Che ruolo è il tuo amico? Non lo so. Non lo so. Non ti ha detto il numero di maglia che ha. Non gli hai mai lavato una maglia di calcio? Mai.
Ma scherziamo, oh, che poi io ieri sera sono andato a vedere il Pordenone, dico la verità, mi sono anche addormentato del secondo tempo, un po' perché ero stanco, perché ho girato tutto il Friuli Venezia Giulia ieri pomeriggio. No, ma sai che gli anziani dormono molto. No, ma poi io avevo anche letto presto, la partita cominciava alle 8:30, mi sono addormentato verso le 10, ora in cui io normalmente vado a dormire, parentesi. Sì, No, l'abbiamo ma ogni tanto lavato, abbiamo le cambiato. Sì, lavato, mi ha fatto anche il cambiato, filmato. Abbiamo le prove. Incipriato. Ma io ogni tanto lo becco in chat e non capisco se è già sveglio o se deve ancora andare a dormire. La mattina sono già sveglio. Sì, quella sera che ero stata male, che rientravo dall'ospedale Ero alle già 4 sveglio. del mattino, tu Ero eri già già sveglio. sveglio. Vabbè, Infatti avevo il dubbio. c'è chi ho va a detto- letto tardi e chi si sveglia presto. Infatti no? ho detto, non sapevo se dirti buongiorno o buonanotte. Perché Silvia, tu che sai, cos'è che al mattino? L'oro in bocca. Esatto, hai capito? Beh, È per no. quello che io sono così ricco, perché mi sveglio presto. E quindi ho l'oro in bocca al mattino. Quindi ecco Che non è il lavoro del mio dentista, Poi perché dopo non ho- arriva da noi, ce lo lascia lì l'oro e poi... Esatto. Quindi voi siete quelli da rapinare, sappiamo. Loro sono quelli che mi sopportano la mattina perché io faccio colazione da Bulliamo. loro al caffè. Purtroppo non solo la mattina lo sopportiamo. Sì, anche la sera quando rientro, è chiaro, no? Perché io faccio la tappa la Perché mattina. lui dice che abita vicino di noi, ma... No, ci passo davanti perché io abito Cioè. in via Chiararet, che è dietro la piazza di Cordenone. Se voi siete sulla strada, strada, dal mio ufficio, che non è colpa mia. abbiamo sbagliato noi la posizione. Esatto. I personali di GP adesso lascia che Se ne voi, faccia se voi facevate il bar, ad esempio in via Maestra Vecchia, io non ci passo mai perché non mi piace farla. Via Sclavossi, scrivi. Ma ho sentito che sei in vendita qua dietro. Allora, Antico passaggio. in serie vediamo, in serie D i risultati sono tutti ancora. No, il Giorgione ha fatto il terzo, quindi poveri amici della Liventina 0, Giorgione 3, tra poco vi daremo i finali, le partite sono veramente agli sgoccioli. Dicevo, è divertente andare a vedere la partita al Pordenone Fan Club quando la squadra gioca in trasferta, ovvero sia al Caffè Nogaredo, perché c'è sempre una bella compagnia di gente molto posata, assolutamente anche ieri sera, gente che guarda la partita in tranquillità, che non dà inescandescenze, ma soprattutto nessuno sa di calcio perché sono tutti tecnici, tutti sanno come schierare la squadra, eccetera. Il Pordenone Fan Club, vediamo se Maurizio riesce, quest'anno ha fatto le tessere e ovviamente era il numero 1 che poteva averla, se non lui. Numero 0, scusate, questa è il numero 0, eccola qua. Tessera del Pordenone Fan Club, che è una tessera, Moreno, Silvia o Lorenzo, chi vuole parla, che cosa, cioè io vengo, faccio questa tessera e cosa ho indietro a parte la compagnia di Alvise? Beh, innanzitutto con l'iscrizione al fan club all'inizio si aveva diritto a un abbonamento che era diciamo agevolato rispetto che comunque adesso al costo normale, sì. Ormai gli abbonamenti sono chiusi e tutto quanto. Poi ovviamente si entra a far parte del gruppo e quindi noi organizziamo trasferte, partite, quindi se ci sono corriere, pullman da fare oppure la stessa possibilità di avere un posto in macchina, ci si organizza, insomma si vede il numero di partecipanti per le trasferte sì. e quindi si cerca di ottimizzare i posti per poter insomma andare il più possibile a vedere il Pordenone in trasferta. Ecco, niente. Poi avete anche delle riduzioni sui biglietti per le partite con questa tessera? Sì, avevamo all'inizio. Del tesseramento, adesso sì. è stato ormai chi c'è, se ne parla col prossimo anno. Col prossimo campionato, esatto. E comunque, dicevo, con questa tessera ci sono queste facilitazioni, soprattutto quando si va in trasferta, magari anche quelle più brevi, no? Perché andare... Sì, ma lo stesso per l'organizzazione, per l'acquisto dei biglietti, cioè, ci occupiamo noi. Sì, insomma, sì. Diciamo, ci sono questi servizi. E invece a Caffè Nogaredo si viene a vedere quando è in trasferta la partita. Quando il Pordenone gioca in trasferta, noi trasmettiamo a qualsiasi ora, anche se siamo chiusi, comunque apriamo per la partita. Tipo ieri sera, che voi alle 8 chiudete, ieri sera la partita alle 8:30, infatti ieri sera. Ecco, comunque non sono scomodi i seggiolini per dormire, mi raccomando. No, ma ci stiamo attrezzando abbiamo anche notato in caso di questo. supplementari. Posso far vedere la foto oppure? Come? Scusa? Posso far vedere la foto? No. Assolutamente. Comunque avremmo anche un video. C'è gente che c'è anche il video, lo so. C'è gente che dice che era perché avevi bevuto troppo. Confermo che era perché stava dormendo, perché aveva sonno. Assolutamente. Cioè, era proprio stanco. Ero proprio stanco morto. Sì, era proprio, faceva tenerezza. Ti interrompo un attimo, abbiamo in onda Robert Visentini. Roberto Visentini, eccolo qua da Montebelluna, prego Roberto.
risultato negativo, finita 1-0 per il Montebelluna, alla fine ti dirò risultato meritato perché il secondo tempo non abbiamo fatto niente per cambiare quello che di bene avevamo fatto nel primo tempo e niente, purtroppo continuiamo in una serie un po' negativa, ma speriamo in tempi migliori. Beh, siamo solo alla quarta giornata comunque, non è che sì. Lo so, però sai, hai già perso un paio di occasioni per fare almeno un risultato pieno. Adesso queste sono tutte partite che dopo alla fine contano il doppio, perché presumo, dopo non voglio augurare niente, però sono squadre che alla nostra portata che presumo a fine campionato lotteranno per la salvezza, quindi sono risultati che contano doppio questi. Bene. Roberto, intanto grazie. Non tanto, ma va bene. Vabbè, ma questa è la vita, questo è il calcio. E noi ci sentiamo domenica prossima. Ci sentiamo. Grazie mille. Ciao Roby, ciao, grazie. Il Calvino Ale ne ha fatti 3 in questo momento la Fenadora, quindi Calvino Ale 3, la Fenadora 1. Tra poco vi daremo tutte. Virtus Venezia e Virtus abbiamo Greco. in linea anche Edo. Allora andiamo a Tamai che c'è Edo. Giovanni, solo per il risultato finale, è finita 1-1. E com'è stato il secondo tempo, Edo? Ti posso solamente dire che una partita veramente scialba da tutte e due le parti, dove i due portieri sono quelli che hanno praticamente determinato il risultato. Per il resto posso solamente dire che l'arbitro questa sera può fare a meno di farsi la doccia, perché proprio una partita così di contenuto tecnico e anche diciamo sportivo molto ma molto scarsa. Ho capito. Bene, Edo, ti ringrazio e noi ci sentiamo alla prossima del Tamai in casa, d'accordo? Va bene, Giovanni. Grazie, ciao Edo. Un saluto a voi. Grazie, ciao. Nel frattempo arriva un bellissimo SMS, 2. Giada sei bellissima da Zemra e poi adesso vi diremo anche il perché. Zemra. E poi ciao Giada, sei una super lop, che penso volessi dire top, non lop. No, è proprio lop? Sì. Perché lop? Raccontaci. Nel frattempo, siccome per me è una top, vediamo delle foto di Giada anche, che è veramente molto fotogenica e molto bella. Poi noi abbiamo la fortuna di vederla dal vivo, devo dire che è proprio una bellissima ragazza. Allora, perché lop? Moroso. Il moroso è lop? No, è albanese. E cosa vuol dire? Ah, e lui si chiama Lop? No. No, e che ne so, hanno nomi strani, cioè strani, per noi non sono proprio, no? No, diciamo che ci prendiamo molto in giro. E tu sei la sua Lop? Sì. E il significato di Lop? Mucca. Va bene. Beh, carino, E l'altro invece penso sia dalla mamma, la mia suocera, e Zemra significa cuore. Cuore? Che è il nome della mamma. No, perché... Ah, a te ha detto Zemra. Ah, ho capito. Cuore, È difficile. Non ci arrivo, stiamo per finire. Sì, nel frattempo finisce a Torino, Genoa 0. Questa è la foto di cui ti parlavo prima. Genoa 0, Juventus 2. Come vedete, vabbè, ci sono state avete visto delle foto di Giada naturalmente dai fotografi, delle foto invece sue durante appunto queste manifestazioni. Qua eri in Taormina, credo. Sì, qua ero invece in viaggio verso il ritorno. E Questa qua è invece... bellissima. Grazie. Questa è stata un'aspirata taipana, se non mi sbaglio. A Taipana? E che lingua si parla a Taipana? Oddio, non lo so. Taipanese. No, non è un mezzo sloveno Taipana, Mauro. O Valresia più che altro. Beh, ma anche Taipana mi sembra che è una roba strana. Ma tu non hai incontrato un taipaniano? No. Come si dice, Marco, tu che sei acculturato? Gli abitanti di Taipana, che salutiamo ovviamente. Taipanesi. Taipei. Benissimo. È fotogenica. È molto molto bella. No, ma poi dal vivo è guarda che bella che è bella dal vivo, ma è anche molto fotogenica. Come anche ovviamente Elisa è molto molto bella. Di Silvia non ne dico più che è bella perché mi sono rotto le balle. Vero Silvia? Vediamo Silvia. Sì, no, perché c'è una bella foto tua, che di lì non hai portato fortuna alla nazionale italiana di rugby. C'è una foto tua con la maglia della nazionale di rugby. Eccola qui. Questa era la laurea di Silvia. Questa è la tua laurea? E come mai ti eri visitata da rugbyista? Ti piace il rugby? A quel tempo giocavo a rugby. Giocavi a rugby? Ah, benissimo. Più o meno, insomma. Ma facevi la palla o eri tu che gestivi la palla? Insomma, sì, un
un po' facendo. Un po'. Va A bene. seconda delle esigenze. Bene, allora tra poco Qui vediamo i abbiamo finali in della linea Serie A, della Maurizio Serie D e Mazzon. dell'Eccellenza, stiamo aspettando appunto tutti gli ultimi aggiornamenti. GP abbiamo in linea Maurizio Mazzon. Maurizio Mazzon, andiamo a Fontana Fredda allora per il finale, prego Maurizio. Allora, il finale qui a Fontana Fredda mi sembra anche strano, ma ha vinto Fontana 2-1, un gol al 94esimo di Frison sugli sviluppi di un calcio d'angolo, la palla è uscita dall'area e Frison di interno destro ha incrociato sul secondo palo, un gol che ha scatenato la gioia di tutto lo stadio di Fontana Fredda, insomma. Beh Maurizio, allora è ricominciata la marcia che si era fermata all'anno scorso, no? Ma guarda, non abbiamo giocato bene, avrebbe meritato sicuramente un po' di più per quanto visto nel secondo tempo il Mestre, ma si sa che il calcio purtroppo qualche volta toglie, qualche volta dà, e quindi questo risultato insomma ci fa contenti, però sappiamo che insomma dobbiamo fare meglio sicuramente. Perfetto, grazie mille, allora ci sentiamo domenica prossima. Niente. Ciao Maurizio. Ciao, allora altri messaggi, un ciao a tutti, ricordiamo anche il primo e terzo posto della Ferrari al GP di Singapore, un saluto a Ele e Silvia, le migliori by Infinity. Chi è Infinity? Se non sapete voi chi è Infinity. No, sono dei ragazzi di Gorizia, un gruppo di ragazzi di Gorizia che... Va bene. No, è vero, che salutiamo. Sì, no, è vero. Buongiorno. Silvia, dovete sapere. Ragazzi, scusatela, ma diesel. Silvia ormai c'ha un'età, quindi non è che si ricorda i bei tempi di festa. Poi finalmente uno che capisce qualcosa, una che capisce qualcosa. Ciao Gio, sei il più bello dello studio, lo so, ma non importa. Tua mamma manda messaggi. No, mia madre non sa neanche cos'è WhatsApp. No, era Fabio Campagnolo. Ciao Fabio, ci sentiamo domenica prossima. E poi vediamo se riusciamo a dare i finali tra poco, perché c'è un bel lavoro che ha appena pubblicato Miki Martina che ce lo voleva far vedere. Parliamo di questo lavoro, Miki, in chiusura proprio. Ma niente, ho pensato a 100 anni dallo scoppio della prima guerra mondiale di omaggiare quello che hanno fatto. Fai vedere in camera i soldati, e praticamente è il racconto in musica di un diario di un soldato italiano che appunto era di Firenze ed è arrivato come tiratore scelto sulle nostre montagne, a Sella Nevea. Io abito a Tarvisio e frequento le nostre montagne, allora ho voluto omaggiare un po' quello che è stato questo. Bene, questo CD lo si trova penso nei negozi. Sì, lo si trova un po' nei negozi e comunque lo si trova anche sul mio gruppo di amici su Facebook. Sì. Ecco. Benissimo. Quindi ecco, se avete piacere, appunto contattate Miki Martina su Facebook e da lì lui vi dirà anche se magari non lo trovate in giro. In chiusura anche abbiamo Tulliac al telefono. Benissimo, allora andiamo ad Aquilinea. Pronto? Eccoci qua, in Aquilinea, pronti? Finale ad Aquilinea, Zaule 3, Sistiana Duino 0. Benissimo. Grande partita di niente da dire, non abbiamo corso per il buon risultato che fa classifica. Vi saluto e alla prossima domenica. Saluti a tutti. Grazie, buona domenica e naturalmente ancora complimenti per la bella vittoria dello Zaule Rabuiese. Allora, vediamo se abbiamo i finali. Diamo i finali della Serie A intanto, che io vedo già giornale quelli della Serie D. Allora, Atalanta-Verona 1-0, Bologna-Frosinone 1-0, Genoa-Juve 0-2, Roma-Sassuolo 2-2, Torino-Sampdoria 2-0. Quindi chi vince le bottiglie? Ti ho contagiato? Sì. Allora, abbiamo quindi 2 e X e quindi abbiamo Marco e Moreno come vincitori. Atalanta-Verona 1-1. Atalanta-Verona 1-1 adesso. Al 92. Adesso, infatti lo vedevo che era ancora. Quindi Atalanta-Verona si rataccorge non 1-0, 1-1. Quindi Marco si vince le bottiglie e Moreno non ti do le bottiglie, perché ti do le bottiglie a fare. No, se no ce le scoliamo in parcheggio adesso quando scendiamo. No, assolutamente no, che devo guidare. Ma no, scusa, non mi porta la Visa a casa, no? No, il Visa adesso lui ha già il suo appuntamento con la Silvia. Con la Silvia, Sì, il Visa. Allora Marco, dai l'appuntamento, rinnoviamo l'appuntamento per questa bellissima manifestazione di 30° nel prossimo weekend. Madame Guittard da venerdì 25 a domenica 27, musica tutto il giorno,
Ci sono anche mostre di liuteria, di dischi, e c'è pittura dal vivo durante i concerti, sia in teatro che in piazza, e tutti questi artisti che arrivano da tutto il mondo, dalla Nigeria all'Australia, dalla Nuova Zelanda all'Inghilterra, eccetera. Grande musica, grandi protagonisti. Se non li conoscete, venite almeno È una buona occasione, esatto. in piazza, che sono gratuiti, e se le giornate sono belle sarà una grande festa. Benissimo, quindi questo è l'appuntamento per il prossimo weekend, da venerdì a domenica naturalmente. E allora andiamo a dare, prima di chiudere, i finali della Serie D, sempre, ripeto, per quanto riguarda i regionali siamo certi di questi, per le altre squadre prendete con le molle perché sono un po' lenti gli aggiornamenti che ci arrivano. Albano Calcio Sacilese confermato 0-1, Campo d'Arsego Triestina 2-2, Calvino Ale La Fenadora 3-1, Fontanafredda Mestre, abbiamo sentito al 94esimo il gol del Fontanafredda, e quindi Fontanafredda 2, Mestre 1, Levico Terme Belluno 1-1, Liventina Giorgione 0-3, Luparense San Paolo Dro 2-1, Montebelluna UFM Monfalcone 1-0, Tamai Este 1-1, e al momento ancora è appena cominciato, è cominciato da un quarto d'ora, da mezz'ora scusatemi, il secondo tempo di Venezia e Virtus Vecomp 2-1. L'Eccellenza, se era la seconda giornata, giocata ieri Torviscosa, Ciarli Smuzzane 1-1, Chions tredicesimo questo pomeriggio 3-1, ISM Gradisca, naturalmente correggimi Mauro se sbaglio qualcosa, ISM Gradisca Gemonese 0-2, Krasnodar scusa? 1-2, quindi nel secondo, sì, alla fine della partita l'ISM l'ha messa. Alla fine, sì. 1-2, Cras-Repens Cordenons 3-2, sì. Rivignano San Vitese 2-0, sì. Tolmezzo Flaibano 2-1, sì. Vesna Manzanese 3-1, sì. Virtus Cosmo Migliacco 0-1. Okay. Bene, questa era, ecco. In chiusura, Mauro, per quanto riguarda l'Eccellenza, cosa dice questa giornata? Che è ancora tutto un po' per aria, no? Siamo solo alla seconda. Sì, ancora tutto per aria, però il Cordenons è a 0, il Lumignacco è a 6. È a 6. E diciamo che si candida a fare un campionato da protagonista. Tu pensi che Lumignacco alla lunga possa tenere questi ritmi o che comunque verranno un po'... ci va vicino, sì, perché sì. La struttura di società, natore, giocatori ci va vicino. E prova di forza anche del Chions che in 10 arriva a rovesciato il risultato in mezz'ora dalla fine, e quindi diciamo che Chions a 6 punti con Lumignacco, Chiarlins a 4, diciamo, si sta un po' delineando. Il Cordenons, da quelle che si parlava a inizio anno, che si è un po' attandato. Certo. In chiusura un SMS doppio, vediamo a chi è rivolto. Amo, sei bellissima. Chi pensa che sia per chi? Questa è sempre la parte del moroso, penso. Giada. Tu proprio neanche lontanamente, Amo, sei... Figurati. Tu, figuriamoci. Silvia, è possibile perché lì. Marco, potrebbe essere per te? No? Spero di no. Elisa, no, era a giocare a calcio. Era a giocare a calcio. Ma sono finite le partite, magari siccome ci si vede. Si è fatto male. Si è fatto male? Oggi? No. Tanto? Deve andare forse in pronto soccorso. Ci dispiace, in bocca al lupo all'amico, non amoroso, all'amico di Elisa. Bene, io ringrazio naturalmente tutti gli ospiti per essere stati con noi in questa domenica pomeriggio, che spero sia stata piacevole per tutti. Ancora mando un grande in bocca al lupo alla Gemma, che si rimetta presto, che domenica sia ancora con noi, anche da parte naturalmente di Maurizio, controllo camere, Enrico che oggi ha fatto il regista, ha fatto lo speaker, ha fatto il telefonista, ha fatto tutto lui. Saluto Davide Loriano e Miro in studio a Pordenone. Ringrazio naturalmente tutti gli ospiti e mi faccio un bel applauso perché senza la Gemma siamo stati bravi. Facciamoci l'applauso, cavolo. Senza la Gemma non è facile, No, assolutamente. Grazie io Eleonora. senza il sostegno di Gemma. Poi... Grazie Eleonora, soprattutto grazie ad Alvise che è voluto tornare da noi, perché io ci tengo molto alla sua compagnia, anche perché la mamma mi aveva chiesto quando torna Alvise. Ecco, È triste il viso perché non hai parlato del Pordenone. Abbiamo parlato del Pordenone. Quando? Con Mazzarella, un'ora abbiamo parlato del Pordenone. Un'ora? Ma noi siamo più esperti, ricordati. Va bene. Ma Mazzarella l'ha vista la partita? Domenica prossima, gioca sabato, domenica prossima tornate e parliamo del Pordenone. Siamo tutti allenatori all'interno del fan club. Quello mi dimentico. Abbiamo detto prima. Va bene. Grazie a tutti, buona settimana e ci vediamo domenica prossima. Grazie. Grazie.